The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Yes, it was my way. Questa mattina avere questi ospiti illustrissimi che non finiremo mai di dire grazie a loro. Oggi è la giornata mondiale degli infermieri, pensate, questa figura fondamentale, determinante, che hanno vissuto sulla loro pelle quello che avete visto voi a casa, questo filmato, la memoria, la storia, le radici, non dobbiamo dimenticarli, assolutamente. Perciò vi presento subito
proprio con un enorme piacere. Abbiamo in presenza la dottoressa Maria Luisa Ferramosca, direttore unità operativa complessa su M118 Treviso, emergenza, servizio di urgenza ed emergenza medica, bisogna specificare bene perché è importantissimo, assieme a Daniele Casarin, presidente ordine delle professioni infermieristiche di Treviso. Grazie. Buongiorno. Veramente grazie. Abbiamo collegato anche il professor Rosario Rizzuto, docente di scienze biomediche all'Università di Padova. Buongiorno anche a lei professore, grazie di aver accettato l'invito, veramente grazie professore. Buongiorno. Buongiorno. Allora dottoressa Ferramosca, questo video che fa accapponare la pelle perché abbiamo in parte vissuto anche noi questa tragedia, finalmente sono arrivati i vaccini, sono arrivati delle medicine importanti, però voi che avete vissuto proprio sulla vostra pelle, non andavate a casa, avevate addirittura allontanato le famiglie, eravate là, sempre, comunque, e siete diventate voi la famiglia, poi lo chiederemo anche a Daniele Casarin, la famiglia per questi ammalati. Non erano soli, è questo che io cerco di far capire sempre comunque. Queste persone avevano qualcuno a fianco. Prego dottoressa. Sì, è stato in effetti un video molto toccante che racchiude, no, quella che è stata questa esperienza epocale che le prossime generazioni studieranno, no, sui libri di storia. Ci ha trovato spaesati, attoniti, increduli all'inizio, perché come vi ricordate all'inizio non si sapeva ancora bene, no, cosa stava succedendo. E poi via via si è sviluppato un sistema, un'attività di supporto, di solidarietà, per cui turni, attivazioni aggiuntive, spontanee, si rimaneva sempre sul posto di lavoro, come diceva lei, con il timore appunto di portare magari, no, l'infezione a casa. Siamo stati sempre tanto uniti come siamo del resto nel servizio, ma in generale in tutta l'azienda. Sono stati momenti molto particolari, pieni di dolore, perché di fronte alle persone che morivano, perché di fatto si moriva, non era facile, no? Di momenti di dolore, ma al tempo stesso di carica, di passione, momenti molto particolari assolutamente. Allora, Daniele Casarin, presidente ordine delle professioni infermieristiche di Treviso, lei l'ha vissuto sulla sua pelle, come ha detto la dottoressa Ferramosca, però quello che io voglio far capire questa mattina è il rispetto che vi dobbiamo, è il rispetto perché, come ho detto prima, avete preferito e dato più importanza al vostro lavoro che alla famiglia. Capivate l'importanza di esserci. Ecco, 24 ore su 24 abbiamo visto questi corpi sfiniti, questi volti distrutti dalle mascherine, eppure eravate là comunque. Ecco, il rispetto. Io penso che è il minimo che vi dobbiamo questa giornata ricordare, perché la memoria è memoria, non va dimenticata la memoria. Prego, Casarin. Sì, grazie del video che ogni volta è molto toccante. Sono immagini vere, sono immagini forti e per questo fanno ricordare quei momenti in cui appunto è vero, abbiamo utilizzato il nostro tempo, il nostro spazio a discapito di quello familiare, ma perché sostanzialmente anche per i pazienti che erano ricoverati, anche per i pazienti che erano seguiti a domicilio, in ricovero ordinario, in rianimazione, eravamo noi stessi per loro, la famiglia, perché anche loro stessi il contatto ce l'avevano non diretto attraverso dei tablet, degli smartphone, ma il contatto personale ce l'avevano solo con noi, che eravamo appunto i professionisti sanitari che ci prendevamo cura di loro sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista personale. Allora, professor Rizzuto, vedendo questo video lei cosa prova e sentendo queste parole di questi professionisti, di questa passione, perché questa è passione veramente, il lavoro 24 ore su 24, ecco, a scapito di qualsiasi altra cosa, ma prima di tutto veniva questa persona ammalata. Prego, professor Rizzuto. Beh, credo che questo ricordo e questa gratitudine non debba mai venire meno.
tutti noi abbiamo seguito, che lavoriamo in ambito universitario, ospedaliero, abbiamo visto, abbiamo vissuto la straordinaria passione e i sacrifici personali. Io ho amici che sono stati per molti mesi responsabili di corsie in cui i pazienti Covid erano ricoverati, e loro vivevano una giornata dentro una tuta stagna, con grande fatica fisica. Molti di loro sono andati a vivere distanti dalla famiglia per il timore di portare in casa un virus di cui abbiamo imparato a conoscere le modalità di trasmissione, quindi le modalità di protezione più forte man mano che le cure avanzavano. Quindi io credo che questa gratitudine e il ricordo di cosa è stato il sacrificio del personale sanitario debba restare in questo Paese, perché Covid è stato per il mondo una tragedia. Sono morte 7 milioni di persone nel mondo, non dimentichiamocelo. In Italia sono morte 190.000 persone, una città di medie dimensioni. Quindi l'impatto è stato un impatto tremendo, ma l'impatto sia nei numeri che nella qualità della vita di chi è stato curato è stato fortemente attutito, attenuato per l'impegno personale di decine di migliaia di operatori sanitari. Questo credo che debba essere, adesso che la viviamo come una malattia respiratoria come le altre, insomma, con cui bisogna attuare delle precauzioni, ma certamente non la condizione terribile che è stata. Però adesso che fortunatamente è arrivato a essere un virus qualsiasi, ricordiamoci di cosa è stato l'inizio. Quindi ha ragione, la gratitudine e il ricordo non si attenuino, perché sarebbe ingiusto. Allora, professor Rizzuto, adesso abbiamo in linea proprio una persona che nonostante tutto è stata colpita proprio 10 giorni fa dal Covid, però chiamava dall'ospedale, mi telefonava, diceva sto bene, perciò è un messaggio veramente positivo che questa persona faceva in diretta per far capire che ce l'avevate fatta, cioè non era più la paura di essere ricoverati per il Covid, ma era solo, come giustamente ha spiegato lei, un momento diverso, con una cura diversa, ma in pochi giorni è uscito ed è qui al telefono. Ciao Rinaldo, numero 1 anche questa mattina, importante poi perché l'ho spiegato. Vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto lavoravano al buio perché non sapevano, non c'era il vaccino, non sapevano come andava a finire. E queste persone bisogna che se le ricordiamo, non oggi solo, per tutta la vita. Queste persone, tutte, dai paramedici a chi che è da parterra, dargli la medaglia d'oro al valore civile, perché il ragazzo passato tutti i colori. Lì che sono stato in mezzo, ho visto infermieri, ero solo, ogni tanto venivo a vedere se avevo bisogno di qualcosa. Insomma, sembra tornare in brio con i medici o il parroco di una volta. E questo alla Manassi, un ospedale, gli dà fiducia, anche se ti non va bene, perché ti senti coccolati, ti senti che la gente ti si vicino. E ora, queste sono le robe che avremo da combattere. La sanità non va da diventare privata, la sanità va da restare pubblica. Per tutte queste persone che lo fa, che poi Maria andare via e dire ma devi scegliere da varie, perché si guadagna, è un lavoro. E ora bisogna ricordarsi sempre di questa gente che ne va a salvare. Io ancora Dio
qui va per i pronti soccorsi. Si vanno a fare un libro aperto adesso, Rinaldo, aiutami, dai, fai bravo, che ho 3 ospiti. Ti saluto e grazie a questi medici. Bravo, hanno fatto quello che hanno fatto. Grazie, Ciao, ti sento bene e sono felice. Allora io direi di mandare anche la locandina che ci avete portato, Daniele Casarin, questa locandina che fa capire anche l'importanza di questa giornata. Eccola qua, Daniele Casarin. Ecco, perché questa locandina, ma soprattutto leggiamo bene il talento degli infermieri, arte e scienza in evoluzione. Prego, Casarin. Sì, questa è la locandina che attraverso la nostra federazione nazionale, quella appunto degli ordini delle professioni infermieristiche, racconta la giornata internazionale dell'infermiere che sarà il prossimo 12 maggio, ovvero venerdì. Noi come Ordine di Treviso, come OPI di Treviso, la manifestazione insomma, di questa giornata sarà al Cafoncello in sala riunioni, dove appunto porteremo l'esperienza di gruppi di infermieri che hanno creato dei progetti e hanno migliorato l'assistenza infermieristica in quanto hanno portato dei miglioramenti per il cittadino, per la popolazione, per il cittadino che è ricoverato, per il cittadino che è seguito a domicilio con l'assistenza domiciliare e per il cittadino che, abbiamo qui la nostra direttrice del SUEM, viene assistito anche dal primo soccorso, ovvero appunto dal SUEM. Ci sono molti progetti, molte progettualità, la maggior parte di questi progetti arrivano dall'ospedale, dall'ULSS 2, ovviamente noi il maggior numero degli iscritti al nostro ordine ce l'abbiamo appunto dell'ULSS 2, azienda provinciale, ma anche da altre realtà come per esempio RSA, case di riposo e appunto altre aziende sempre sanitarie convenzionate. È una buona iniziativa, ci ha dato numerosi spunti, darà ulteriori spunti per, appunto, per la natura, per il miglioramento della professione e perché la particolarità dell'infermiere è che è sempre vicino al cittadino, al paziente, alla persona che sta male e tocca con mano tutte queste specifiche caratteristiche insomma, della persona e questo è diciamo la vera essenza insomma, infermieristica, essenza della professione. Sono emozionato e sono contento di parlare in questo modo degli infermieri, ma perché lo sento proprio mio, lo sento proprio... si vede se a Casarino, serve che lo spieghi, basta guardarla. sono molto contento. Proprio veramente basta guardarla. Sì, però lei ha detto contento. una cosa importantissima, Casarin, perché siete voi che tenete la mano a queste persone. Sì. Siete voi che li guardate proprio profondamente negli occhi. Il medico ha un altro ruolo, deve essere più formale, deve essere giustamente anche, perché sennò non ne vieni fuori. Però quello che tiene la mano, quello che ti dice stai tranquillo, vedrai che ce la farai, rilassati, siete proprio voi ed è fondamentale, perché a livello psicologico noi più che il dolore fisico abbiamo bisogno di questo, abbiamo di sentire che qualcuno ti è vicino, perché non hai il familiare e perciò hai questa persona e la vedi subito se è una persona che è sensibile e ti sta accompagnando in un percorso delle volte anche un po' particolare. Allora andiamo a vedere adesso i 30 anni del SUEM. Andiamo a vedere questo video proprio che riguarda la nostra dottoressa. Io sono qua dell'87 che lavoro in questo servizio, l'ho visto nascere praticamente. Avevamo delle ambulanze che erano, a quel tempo erano anche belle, adesso sarebbero non da museo di più. Il servizio ambulanze era formato, oltre ai mezzi, da un equipaggio autista e infermiere generico. Successivamente all'infermiere generico l'infermiere professionale e nei servizi di taxi OS o infermiere generico. Nel 1992 mi fu chiesto di arrivare a Treviso per lavorare
nel 118, allora appena nato, di Treviso Emergenza, a bordo anche dell'elicottero di soccorso. Tutto nuovo per me come esperienza professionale, abbastanza nuovo per quanto già creato da un anno l'attività di elisoccorso, tutto da creare. L'evoluzione del sistema di emergenza e soccorso extraospedaliero è stata sostenuta e si è strutturata anche dagli eventi di grandi emergenze che sono accaduti sul territorio nazionale. Quando ci si trova di fronte in prima persona ad una situazione dove ci sono più feriti, bisogna mettere da parte quella che è la propria emotività e pensare che tu sei lì per fare il bene delle persone che sono coinvolte in questo evento. Gli interventi in elicottero si fanno quando non c'è nessun altro mezzo che può arrivare in quel territorio, solitamente in terreno ostile. Può essere in cima alla montagna, ma può essere anche un bosco, e il soccorso alpino in quella fase garantisce la sicurezza dell'equipaggio sanitario. Facciamo degli addestramenti, 2 addestramenti annuali, invernali e estivi, con la collaborazione del soccorso alpino, per poi comunque avvicinarsi e trattare dal punto di vista sanitario in sicurezza il paziente che appunto si trova in ambiente impervio. Il 30 settembre è stato effettuato il primo volo in orario notturno. Benissimo. Il volo è andato molto bene. Successivamente, quando saranno maturate ulteriori ore di volo con l'utilizzo dei visori notturni, potremo atterrare direttamente sul target dell'evento. La rete 118, in particolare nella gestione dei grandi eventi, si espande e confluisce nella rete del 118 regionale e si estende con tutti gli enti istituzionali che intervengono nella gestione delle diverse situazioni di soccorso. La rete è solida ed è supportata grazie alla preziosa collaborazione di tutte le associazioni dei volontari di soccorso. La grandezza del volontariato sta nella possibilità di moltiplicare gli sforzi delle istituzioni, rendendo possibile cose che altrimenti non sarebbero possibili. Quando le persone pensano al 118 pensano all'elisoccorso, all'ambulanza, alle sirene spiegate, però il 118 di Treviso è anche molto altro. È un insieme di capacità che hanno tutto il risvolto del rapporto umano e delle relazioni al telefono, no? Che è una cosa estremamente difficile, soprattutto se non conosci la persona che hai di fronte. La peculiarità del 118 è di reagire sempre ai massimi livelli nelle situazioni di emergenza vera e propria. L'abbiamo visto sia in passato, ma l'abbiamo visto tuttora. E questo è un po', secondo me, il vantaggio di un sistema del genere, dove tante volte i singoli vanno anche a colmare le criticità o anche le debolezze di un sistema. Abbiamo fatto nel corso degli anni, soprattutto in epoca pre-Covid, tantissimi incontri, anche in collaborazione col Comune di Treviso. Siamo stati in piazza con i manichini e abbiamo avuto sempre, ogni volta, tantissima partecipazione da parte della popolazione. Abbiamo avuto mamme, nonni, educatori. Ancora nel 2018 un percorso con le scuole, soprattutto le scuole medie, ma anche con qualche scuola superiore, per la divulgazione sulla gestione del primo soccorso a livello scolastico. C'è una frase che chiude spesso gli incontri che noi facciamo, che dice: chi salva una vita salva il mondo intero. Ogni volta in cui riusciamo a trasferire nozioni che possono salvare anche solo un bambino o una vita in generale, questo un po' racchiude il senso del nostro lavoro. E con quali parole posso rappresentare le principali caratteristiche del sistema? Il cuore, quello della centrale operativa, cuore umano e tecnologico. Il cuore, quello degli operatori. Il cuore che ha in sé l'atavico istinto nato insieme all'uomo del mutuo soccorso, di aiutare. Competenza, che si consolida attraverso un percorso continuo di studio, formazione, addestramento.
La tecnologia, fondamentale supporto per una costante implementazione e miglioramento del sistema di soccorso. Il coordinamento, per garantire sempre l'adeguata risposta alle chiamate di soccorso diverse, situazioni diverse dall'ordinario nelle grandi emergenze. Nulla può essere lasciato al caso. E su tutte una parola: flessibilità. La flessibilità che ci rende in grado di rispondere in qualsiasi momento a qualsiasi tipologia di richiesta, di attivare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il dispiegamento di mezzi per affrontare una grande emergenza, di trasformarci continuamente adeguandoci alle esigenze, così come durante questa pandemia che ci ha visto rapidamente rivedere le procedure, istituirne di nuove, gestire con nuove modalità un evento tragicamente epocale. Sì, flessibilità è la parola che più fortemente ci rappresenta. Video molto importante che fa capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo è salvare, arrivare in tempo, aiutare questa persona che è in grande difficoltà. Il tempo è fondamentale, ma anche la professione, la professionalità soprattutto di queste persone. Una cosa che voglio farvi vedere bene e farvi capire. Dicono non ci sono i giovani, li avete visti? Sono diversamente giovani, come li chiamo io per non chiamarli vecchi? No, sono giovani, li avete visti? Ci sono. Quelli che abbiamo, cerchiamo veramente di tenerceli bene, stretti e soprattutto dare il merito che dobbiamo dare, anche economicamente, questo lo dico io. Poi leggerò una cosa che mi è arrivata questa mattina. Allora, dottoressa, vedendo si aggiungerebbe qualcosa oltre alle parole che ha detto, un qualcosina? Ma guardi, visto che questo momento, e la ringrazio molto anche per la sensibilità e la condivisione, è dedicato ovviamente all'infermiere, e nel video stesso abbiamo visto, no, molti interventi condotti proprio dagli infermieri del SUEM. Ci tengo a sottolineare questo: la figura dell'infermiere è fondamentale, un perno in tutto il sistema sanitario ovviamente, ma nell'ambito del sistema dell'emergenza le sue caratteristiche di competenza professionale si esprimono, mi permetto di dire, proprio ai massimi livelli. Pensiamo semplicemente alla chiamata, no? La chiamata al 118 rappresenta il primo approccio dell'utente che chiede aiuto, quindi è il suo primo momento di contatto con il sistema sanitario che lo prende in carico. E chi è che risponde? È l'infermiere. È l'infermiere che risponde, che è responsabile di tutto il processo della chiamata, dell'ascolto, capire in pochi minuti, perché si parla di minuti, 1-2 minuti, inquadrare il problema, controllare l'utente, fare le domande che non sono improvvisate, quindi studi per seguire dei protocolli specifici nazionali, regionali, quindi fare le domande adeguate. Dopodiché deve decidere i mezzi da inviare, deve decidere il codice di gravità e mandare il soccorso. Cosa ancora più importante che è di questi ultimi anni è che non solo l'infermiere, e parliamo solo dell'infermiere che risponde, fa tutta questa sequenza di azioni finalizzate ad arrivare rapidamente e nel modo adeguato all'utente, ma lo trattiene nelle situazioni di gravità al telefono e gli trasmette quelle che con l'acronimo si chiamano IPA, le istruzioni prearrivo. Quindi se c'è un arresto cardiaco, l'infermiere tiene l'utente in linea, chi chiama, e lo conduce a fare il massaggio cardiaco, a fare la defibrillazione. Se c'è un bambino che non respira perché ha inalato un corpo estraneo, l'infermiere, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, dà le istruzioni e si sono salvati sia bambini che persone. Quindi l'importanza dell'infermiere proprio, secondo me, proprio esplode ai massimi livelli nel sistema dell'emergenza. Anche perché ti accompagna passo passo, cioè ti senti che sei protetto, quello che fai è protezione. Abbiamo la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi illustrissimi ospiti. Allora, come dico sempre, devo ancora capire come non si rendono conto come si può dire che è stata solo un'influenza. Io, essendo diversamente giovane, Mirella, ne sono passate di influenze annuali,
ma come in questi 2 anni, credo proprio di no. Capisco che con le vaccinazioni anche tanti hanno preso il Covid 2 volte, anche 3, ma come dite voi sono state presi all'improvviso, ma che non sapevano nulla di come curare. E capisco anche tanti il vaccino ha fatto dei danni, ma ha salvato anche molte persone. Complimenti a voi medici e vi ringrazio. Grazie alla nostra Giusy. Allora cade a pennello questa telefonata per il professor Rosario Rizzuto, docente di scienze biomediche all'Università di Padova, ma dobbiamo andare in pubblicità. Allora siamo in presenza con Daniele Casarin, Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso, con la dottoressa Maria Luisa Ferramosca, Direttore SUEN 118 Treviso Emergenza, e abbiamo il professor Rosario Rizzuto, docente di Scienze Biomediche all'Università di Padova, che risponderà alla telefonata della nostra Giusy. Prego professore, a che punto siamo? Cosa ci racconta professore? Sì, questo l'abbiamo in parte sconfitto, però ci arriveranno altri virus, non dobbiamo più trovarci con le spalle al muro. Cosa ci dice? Basta investire però, professor Rizzuto. Se i grandi della terra hanno capito che forse avevano paura di morire e hanno investito tantissimo, speriamo che riescano a capire che la ricerca va avanti, si investono e salviamo il mondo. Prego professore. Buongiorno, dunque io credo che la lezione che abbiamo imparato dalla pandemia, da questa improvvisa e drammatica pandemia, è che bisogna farsi trovare pronti, come giustamente diceva. E farsi trovare pronti non può essere sfortunatamente sapere che cosa arriverà, perché la patologia umana è così. È arrivato un virus, possiamo fare delle previsioni su quali sono i più probabili che mutino e che arrivino a colpire l'umanità, ma noi dobbiamo avere la capacità di reazione, la capacità scientifica di reazione che ci permetta, di fronte a un evento nuovo, quindi diamo per certo che l'evento sarà nuovo, ma sarà una malattia infettiva, però mi lasci dire che secondo me dobbiamo essere pronti anche a migliorare tutte le nostre cure. Quindi è chiaro che un'improvvisa pandemia è uno shock sanitario a cui dobbiamo rispondere, ma noi abbiamo il dovere di rispondere a tutte le patologie comuni e rare, e per fare questo c'è una sola strada, e la strada è quella di investire in scienza. E l'esempio del vaccino Covid credo sia un esempio illuminante. Il vaccino Covid è stato sviluppato in 10 mesi, cioè dalla prima volta che è stato identificato il virus a quando si è avuto a disposizione un vaccino in grado di vaccinare miliardi di persone nel mondo e cambiare la storia della malattia, come abbiamo visto. Questo è un tempo straordinariamente corto, e questo è stato possibile perché la scienza aveva sviluppato degli approcci nuovi, i vaccini a RNA come sono stati descritti e denominati, che in realtà erano stati pensati per altro, erano stati pensati per la terapia dei tumori, però si è sviluppato, avevamo capito, conoscevamo, erano stati verificati e quindi si sono rivelati pronti per l'emergenza. Ecco, io credo che noi dobbiamo avere questo in mente, che noi dobbiamo prepararci a migliorare gli strumenti terapeutici che abbiamo in mano, migliorare la tecnologia, investire in conoscenza. E se arriverà un nuovo virus, o se vogliamo essere sempre più mirati ed efficaci nel curare il cancro, il diabete, noi dobbiamo avere questi nuovi strumenti. Io mi auguro che questa tragedia che è stata la pandemia nel mondo ci abbia spiegato chiaramente che investire in scienza, investire in salute è un buon investimento. Devo dire che ho molto apprezzato la telefonata dell'ascoltatore,
che ha detto che la sanità pubblica è un patrimonio di tutti, e io questo lo sottoscrivo. Avere la possibilità di dare a tutti le cure migliori, dovunque siano, qualunque età abbiano, qualunque condizione economica, sociale abbiano, è una grande forza di questo Paese, ed è una forza che noi dobbiamo custodire gelosamente, perché è un motivo di equità, di serenità per tutti. E io credo che se noi abbiamo questo in mente, è chiaro che noi dobbiamo sviluppare le tecnologie da mettere a disposizione di tutti, del sistema sanitario e di tutto il Paese. Ora, oltre alle tecnologie, professor Rizzuto, noi abbiamo bisogno anche delle persone. Io volevo leggere questo messaggio che mi è arrivato questa mattina. Alessandro Deni, dottore di 35 anni, vado a lavorare in Irlanda, mi offrono 220.000 euro, ma partire è una sconfitta. Mi hanno cercato loro, io sono solo l'ultimo di tanti miei compagni di corso che fa questa scelta. Qui, dopo molti concorsi, hai solo contrattini di ricerca. Professor Rizzuto, cosa vorrebbe dire? Perché noi abbiamo questi cervelli, ce li invidiano nel mondo, andiamo in America, sono più italiani che americani, più europei che americani, ci sono, e il rispetto per questo studio, per questo lavoro è dovuto, qualcuno lo deve capire, o sbaglio, professore? Ma guardi, sono d'accordo, noi formiamo un capitale umano straordinario, noi formiamo dei bravissimi medici, bravissimi infermieri, ma formiamo anche bravissimi ingegneri, bravissimi economisti. Ecco, noi dobbiamo credere nelle nuove generazioni, dargli opportunità, dargli riconoscimento economico, ma mi lascia aggiungere anche riconoscimento sociale. Dobbiamo fare capire ai giovani, ma farli capire vuol dire dargli i motivi per capirlo, quindi significa riconoscergli realmente che questo Paese li vuole, che questo Paese gli dà un salario decoroso, questo Paese gli dà un riconoscimento del ruolo, e allora in un mondo competitivo è normale che l'Irlanda piuttosto che l'Inghilterra, piuttosto che gli Stati Uniti, l'hanno sempre fatto. Cerchino nel mondo chi ha valore, e fortunatamente i nostri giovani hanno valore, quindi noi avremo che il dottor Deni dice partire è una sconfitta. Sono parole importanti quello che dice questo dottore. Parto, ma per me è una sconfitta perché ho studiato qui, vorrei proprio continuare la mia professione qui in Italia, ma non è permesso questo perché gli stipendi sono troppo bassi. Qualcuno dovrà pur capire che devono fare qualcosa a livello politico. Allora, dottoressa Ferramosca, lei come commenta queste parole anche del dottor Rizzuto, del professor Rizzuto? Noi dobbiamo essere pronti, voi siete sempre pronti, sempre in frontiera, come dice il professor Rizzuto, la sfida è lanciata e noi abbiamo l'obbligo di essere sulla frontiera, ha dichiarato il professor Rizzuto. Lei cosa dice? Assolutamente sì, mi associo innanzitutto alla prima parte del tema, cioè sulla necessità, ma è una necessità cogente, importante, del riconoscimento sociale ed economico, assolutamente, cioè bisogna veramente perseguire questa strada. E nell'ambito invece sull'altro focus che abbiamo appena toccato, essere sempre pronti, assolutamente sì. E questo cosa vuol dire? Vuol dire impegnarsi, no? Nel preparare protocolli, procedure, studiare, cioè farsi trovare pronti. Come quando facciamo gli interventi non si va per improvvisazione, non ci sono risposte operatore dipendente, c'è un sistema fatto di addestramento, di simulazioni, di studio, di aggiornamento che ci permette appunto, come diceva il professore, di trovarci pronti nel momento o del singolo soccorso o di una situazione molto più anche perché grande. Dottoressa, la prima linea siete voi, non c'è niente da fare, siete voi in prima linea, siete voi che abbattete questo nemico, siete voi che per prima lo incontrate, poi lo incontriamo noi, sì. Però siete voi che cercate in qualche modo di proteggerci, siete proprio nella frontiera in prima linea. Abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Lei e i cari ospiti, buongiorno. Niente, io volevo appunto dire, no,
parecchia gente purtroppo va negli ospedali e spacca e se la prende con gli infermieri. Abbiamo visto l'ultimo caso a Napoli quando ha vinto lo scudetto. Purtroppo un ragazzo l'hanno ucciso. I familiari della vittima che cosa hanno pensato? Bene, di andare in ospedale e spaccare tutto l'ospedale. Ora io dico, poveri infermieri e poveri pronto soccorso, ma che c'entra che uno che ha ucciso tuo figlio te la prendi con gli infermieri spaccando l'ospedale? Cioè, tu così crei un disagio all'ospedale e puoi creare anche altre vittime, perché può arrivare tutto insieme un codice rosso e quel codice rosso purtroppo non può essere soccorso immediato perché ci sono dei familiari squilibrati che spaccano gli ospedali. Ora io dico, ci lamentiamo che non troviamo infermieri, purtroppo dobbiamo dire la verità, che fare l'infermiere ormai hanno degli stipendi purtroppo da operai da 1.200 a 1.600 euro al mese. Dobbiamo aumentare gli stipendi a questi infermieri, altrimenti è normale che vanno all'estero, perché se devono guadagnare quanto guadagna un operaio me ne vado all'estero dove guadagno di più. Poi ci lamentiamo che non abbiamo dottori. Io per fortuna, guardi, ho un dottore qua ad Abano che lavora tutti i giorni, e quando io lo chiamo è sempre disponibile, quando ci vado lo trovo, io non vedo tutta questa emergenza che non ci sono medici di base, almeno qua ad Abano posso dire che non abbiamo questa emergenza, i dottori ci sono e tutto. La ringrazio e auguro un buon lavoro ai suoi ospiti. Grazie Sebastiano. Grazie. Vedi la fortuna di stare ad Abano, dico io, perché non è sempre così purtroppo, specialmente nelle grandi città e nelle grandi realtà. Casarin, come commenta queste telefonate, ecco, questi stipendi, questa passione, questo lavoro? Però c'è un punto di domanda, qualcuno deve intervenire, perché meritate proprio il massimo rispetto, perché è un lavoro duro, tutti i lavori sono duri e pesanti, però voi lavorate anche a livello di psicologia, oltre al lavoro fate anche un altro lavoro, sono 2 lavori, non solo uno. Prego, Casarin. Le tematiche che sono emerse in questa trasmissione sono esattamente le tematiche fulcro della criticità sanitaria e infermieristica del nostro Veneto, della nostra Italia, insomma. Attualmente ci sono circa 400.000 infermieri che sono iscritti all'ordine, ne mancherebbero almeno un 10%, quindi si parla di carenza di almeno 40.000 infermieri e sono numeri molto alti, una professione che in 60 milioni di abitanti è composta da 400.000, ne mancano 40.000 e questo sarebbe per arrivare alla copertura completa di tutti i servizi che sono già attivi. Questa è una tematica fondamentale. L'altra tematica fondamentale, come diceva il Sebastiano, è appunto la violenza sui sanitari. La violenza sui sanitari soprattutto per quanto riguarda i servizi che sono direttamente a contatto con l'utenza, e quindi SUEM, pronto soccorso, ma anche ambulatori, poliambulatori che hanno poi che peggiora la situazione è anche che appunto i pronti soccorsi sono direttamente a contatto con persone che hanno vivono delle situazioni critiche estreme, ok? E quindi questa della violenza dei sanitari è proprio un'altra fondamentale criticità che c'è nella sanità e nella società attuale. E poi colgo l'occasione anche per portare anche la mia voce per quanto riguarda appunto l'azienda e per quanto riguarda gli infermieri del sistema sanitario nazionale, appunto, che sia pubblico, che sia garantire i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini e la miglior cura possibile a tutti i cittadini e questo è veramente un esempio, l'Italia è veramente un esempio che ci invidiano veramente in tutto il mondo e quindi dobbiamo stare attenti di non perdere questa opportunità che la nostra società ha. Sì.
sono contento delle tematiche che sono uscite in questa trasmissione, sono contento innanzitutto dell'invito e grazie a... Dovere. Allora, professor Rizzuto, lei invece dalla sua esperienza, lei è diversamente giovane come lo chiamo io, perché siamo così, professor Rizzuto, è inutile che ce la giriamo, ma questi giovani, perché noi abbiamo questi messaggi sempre negativi, i giovani non hanno voglia di far niente, i giovani non fanno sacrifici. Io poi invito questi giovani, tantissimi ve li posso assicurare, dal mondo del volontariato alle associazioni, e invece vedo un'altra medaglia, professor Rizzuto, vedo dei bravi giovani, vedo delle persone che hanno voglia di imparare, che fanno anche sacrifici. Ecco, lei dall'alto della sua cattedra cosa vuole dire a questi giovani e a queste persone invece che continuano a mandare messaggi devastanti di questi giovani, di questa gioventù che forse è più preparata di quello che eravamo noi? O sbaglio, professore? Guardi, io insegno ai futuri medici da più di 30 anni, quindi ho visto passare generazioni di aspiranti e poi medici. Le posso dire che gli studenti e i giovani medici di oggi sono bravissimi, sono preparati, sono motivati, sono appassionati, sono molto seguiti perché l'approccio al letto del malato, i laboratori, le lezioni sono molto accurati dall'università e quindi sono bravi e, come abbiamo visto, ambiti. Io credo che dobbiamo riconoscerglielo, torno a dire, dobbiamo riconoscerglielo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del riconoscimento sociale. È vero quello che lei percepisce da parte di alcuni, dice ma queste nuove generazioni non si fanno avanti, non è vero, dobbiamo avere la forza di dire non è vero e dobbiamo avere anche la forza e la consapevolezza tutti che quando un giovane medico o un giovane infermiere si avvicina a noi in un ospedale è bravo. Le do un dato che per me è, devo dire, molto negativo. Nelle richieste per le scuole di specialità, una specialità fondamentale come la medicina d'urgenza, quindi i pronto soccorso, quei luoghi importantissimi in cui si prestano le prime cure, in cui si indirizza correttamente il malato alle cure successive, questi hanno meno aspiranti specializzati, quindi meno richiesta di altre specialità. E secondo me in questo leggiamo anche quello che succede nei pronto soccorsi, a parte gli episodi veramente spiacevoli e orribili di medici e infermieri che qualche volta vengono addirittura insultati se non aggrediti, però ci dice che non c'è il pieno riconoscimento di quanto bravi sono e quanto importante è il loro ruolo. Io credo che noi questo lo dobbiamo fare, torno a dire, con i salari che sicuramente sono una leva importante, che permettono a un giovane di mettere su famiglia, di comprarsi casa, di guardare senza preoccupazione al futuro, ma oltre a questo anche il riconoscimento del lavoro che fanno e della bravura che hanno. Mi creda, un giovane medico lo vede, non è diversamente giovane come dice lei, invece evidentemente giovane, ha tanto sapere dentro, ha tanta passione e chi si rivolge a un ospedale e vede un medico giovane deve avere fiducia in lui. Professor Rizzuto, io devo farle anche una domanda e anche sentire il suo punto di vista. Io ho avuto ospite tramite Skype in Australia un ricercatore e lui ha detto una cosa e vorrei capire se lei è d'accordo o meno. Voi avete delle ottime università, le migliori del mondo, però fate troppa teoria e poca pratica, non ci sono laboratori. È vero o non è vero, secondo lei? Ma guardi, io credo che
I luoghi comuni sono difficili da sfatare. Allora, l'idea che noi siamo un'università dove, per carità, bravissimi, però molto teorici, molto in una torre d'avorio, non è vero. Se fosse così, non avremmo i risultati scientifici che ci mettono al pari dei principali competitori internazionali, perché senza laboratori non si fa ricerca scientifica, senza laboratori non si pubblica nelle riviste di maggior prestigio. Quindi, come in tutti i sistemi, ci sono le punte di grande valore e ci sono le valli di minor valore, ma questo, mi creda, succede in Italia come succede in Francia, come succede in Germania. Quindi abbiamo dei ricercatori molto bravi, e sono tanti, abbiamo dei ricercatori meno bravi come in qualunque professione. Ma le strutture ci sono, il capitale umano, che alla fine è quello decisivo, perché tu puoi avere le migliori strutture del mondo, ma se non hai teste dentro, i risultati non li ottieni. Quindi noi, secondo me, abbiamo il capitale umano, abbiamo delle buone strutture, e dobbiamo dare al capitale umano e alle strutture gli investimenti, i soldi per la ricerca. No, sì, e non solo, guardi questo servizio, professore, lo guardiamo insieme e poi lo commentiamo. Caro affitti studenti sera, andiamo a vedere, a Padova. Io sono in doppia, quindi è già un po' meno, però comunque sono qua in centro, quindi sono già 250 euro al mese, senza bollette, quindi è un costo abbastanza pesante. 170 al mese, escluse tutte le utenze. Quindi, e con le utenze più o meno? Arrivi a 250. Siamo arrivati dopo il Covid, quindi ovviamente i prezzi sono veramente elevati. E quanto paghi? 500 euro al mese, compreso tutto. La vita dello studente fuori sede a Padova diventa sempre più difficile. Far quadrare i conti è un'impresa, visto che gli affitti per le stanze sono aumentati. La città euganea, sede della quarta università più antica del mondo, è all'8° posto nelle classifiche delle città più costose per gli studenti. Secondo un'indagine di Immobiliare.it Insight, i prezzi in 6 mesi sono aumentati del 9,4%. Io pago sui 300. Fatto fatica a trovare casa? Sì. Molto difficile perché c'è un'alta richiesta e pochi posti. Io pago 375 euro per una stanza. All'inizio è stato difficile, ci ho messo un mese a trovarla. Sui 200 euro al mese più tutte le bollette, quindi si arriva insomma intorno ai 250. Ho cercato nel periodo del Covid, quando invece la richiesta era molto bassa. Ok, invece adesso è difficile trovare. Sì, anche cercando magari per i miei amici è un po' difficile, sì. In media in città una stanza singola costa 398 euro, più di Napoli e di Torino. Gli studenti più fortunati, che pagano meno, hanno affittato la casa da anni. Adesso non solo è costosa la stanza, ma anche merce rara, difficile da trovare. Abbiamo provato anche noi a cercare. Sto cercando una stanza in affitto a Padova. Non abbiamo più niente, le dico già, fino a settembre 2024. Appartamenti tutti pieni fino a settembre 2024, perché trovare case da affittare in città è davvero difficile. Per gli studenti non basta poi il bonus affitto giovani del governo, che vale per le stanze singole se si sposta la residenza. A Padova risulta accessibile solo al 25% dei ragazzi. Allora, dottoressa Ferramosca, come commenta? Ecco, lei ha vissuto, anche lei ha studiato, ha la fortuna magari di avere, come abbiamo noi anche a Treviso, se abiti a Treviso hai l'università, sì, se vicino, scegli certe facoltà, però se vieni da fuori è vero un problema. Poi sentiamo anche Casarini e anche il professor Rizzuto, poi chiudiamo. È sicuramente un problema, credo che andrebbero ricercate delle soluzioni, credo che siano assolutamente praticabili per andare incontro ai giovani. E per esperienza ho un figlio che in questo momento sta facendo un master all'estero, posso dire che comunque negli altri paesi la situazione è assolutamente analoga, grande difficoltà di trovare alloggio e prezzi molto alti, quindi non è un problema solo, una criticità solo italiana, ma dobbiamo cercare di risolverla assolutamente. Casarini? Confermo anch'io, sì. Io ho avuto la fortuna e la possibilità di andare all'università
diciamo in una sede vicina a casa, perché comunque le sedi di infermieristica danno questa opportunità anche nel Veneto, per l'Università di Padova, ma per l'Università anche di Verona ce ne sono di dislocate, però effettivamente molti colleghi e molti compagni avevano proprio questa criticità, e quindi trovare l'alloggio molto dispendioso dal punto di vista economico, oppure fare molta strada con tutto ciò che ne compete, oltre che un dispendio di tempo, anche di denaro, di tempo. La cosa fondamentale, la cosa maggiore è il tempo in realtà. E quindi sì, dovrebbero essere trovate delle soluzioni. Le soluzioni potrebbero essere appunto quelle di avere degli alloggi facilitati per gli studenti, perché stiamo parlando comunque di il futuro. Lo studente di oggi è l'infermiere, è il medico, è il professionista del domani, e quindi se trova facilità anche nell'andare all'università e nello studiare, è anche facilitato e quindi accetta di andare lontano da casa, lontano dai propri cari, proprio per affrontare questo percorso di studi in serenità. Se lo mettiamo di fronte al 600 euro mensili, 800 euro mensili, certo che la famiglia non si può accollare, lui stesso non si può accollare tutta questa spesa, e non formiamo professionisti. Professor Rizzuto, lei ha detto 30 anni di scuola, di studenti, ecco, lei cosa vorrebbe dire alla politica, professore? Perché è tutto là il nocciolo della questione, non è che ci giriamo, passiamo il cerino a qualcuno, è là che si snoda. Allora noi abbiamo più di 5.000 ville venete, professor Rizzuto. Io lo dirò, andrò dal prefetto, andrò a Roma a questo punto, chiuse perché devono fare business. Del grande albergo, vogliamo metterle a disposizione di questi ragazzi. Sto pensando qui, una vicino a noi a Treviso, Villa Franchetti ad esempio, questa villa bellissima, non so se lei la conosce professore, ma la prego se passa per Treviso di venirla a visitare, o Villa Margherita, cioè più di 5.000. E non abbiamo un ostello a Treviso, però abbiamo le ville chiuse, vuote, non solo a Treviso, anche in periferia, dove veramente la cultura, l'arte, la bellezza si sposa benissimo con questo ragazzo che studia, che l'università lo intriga, lo studio, la ricerca, o sbaglio professore? Cosa dice lei? Ma guardi, credo che questa debba essere una priorità, è una priorità nazionale, perché con le università su tutto il territorio nazionale che hanno ripreso dopo il Covid tutte le attività in presenza, e l'università è vita nella città, è presenza, è possibilità di stare insieme agli altri studenti, quindi è fondamentale che gli studenti vivano la città, e quindi è fondamentale dargli la possibilità di farlo, senza spese che diventino insostenibili per una fetta grandissima di studenti. Questo è un tema dovunque, pensi a Milano con il costo degli affitti a Milano, ma certamente è un tema da noi. Guardi, io sono stato rettore nel periodo in cui per il Covid le lezioni si sono svolte in alcuni periodi solamente a distanza, e quindi, come ha detto la studentessa, la richiesta si è molto ridotta, le case si sono svuotate, e mi creda, sono venuti a chiedermi: professore, riporti gli studenti in città, come se poi dipendesse solo da me, perché altrimenti la città soffre. Allora, adesso gli studenti sono tornati, sono tanti, sono presenti. Beh, io credo che a questo punto dobbiamo anche uscire da una logica di mercato, domanda-offerta. Se vogliamo che gli studenti continuino a essere una parte importante della nostra città e svolgano serenamente la loro attività, io credo che debbano essere trovate delle soluzioni. E per questo io non sono un economista, quindi io credo che siano le istituzioni,
certamente sarebbe bello, come dice lei, una villa veneta. Credo che da una situazione di grande sofferenza passerebbero a una situazione di grande bellezza e piacere. Ma io credo che le soluzioni si possano trovare, si debbano trovare. In termini di tassazione, il problema è come il ponte Morandi. Professore, non mi sente? Mi sente, professore? Sì, è come il ponte Morandi. Allora, se c'è la volontà di fare, non c'è burocrazia, i soldi si trovano, le opportunità si danno. Il problema è che vuoi aiutare, vuoi trovare per aiutare questi giovani che ancora abbiamo, saranno anche pochi, ma li abbiamo, come dice il professor Crepete, cerchiamo di coccolarli un pochino e di ascoltarli, o vogliamo guardare solo al business? Perché se guardiamo solo al business, ce lo dicano prima, professore, ce lo dicano prima. Sono pienamente d'accordo. Se la consideriamo un aspetto fondamentale, le soluzioni, i soldi, e quindi le soluzioni si trovano. Se invece è sì, ne parliamo, ma in fondo non interessa, i problemi non si risolvono. Quindi io sono totalmente d'accordo con la sua analisi. Grazie al professor Rizzuto, grazie a Rosario Rizzuto, docente di Scienze Biomediche all'Università di Padova. La inviterò ancora, professore, per vedere se qualcosa dal PNRR arriverà, perché stanno prendendo tutte strade diverse, nel terzo settore sparito tutto, professore, ma non importa, noi andiamo avanti, ci crediamo e abbiamo fiducia nei giovani. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro, e saluti tutti i ragazzi, questi meravigliosi ragazzi che abbiamo. Dottoressa Ferramosca, come ci saluta e cosa vuole dire? Beh, io vi saluto dicendo un grande grazie agli infermieri in generale. Mi permetto anche di farne uno un po' speciale, certo, per gli infermieri che lavorano al 118, possiamo andare orgogliosi, e le persone che ci stanno ascoltando, la popolazione, i nostri utenti possono sentirsi in sicurezza anche grazie a loro. Grazie dottoressa Ferramosca. Casarin, come ci saluta? Io saluto e ringrazio sia gli infermieri del 118 sia tutti gli altri, tutti oltre 5.000 infermieri che sono iscritti all'Ordine di Treviso, e ringrazio i cittadini che ci fanno sentire e ci danno feedback positivi, perché oggi non abbiamo parlato di questo, ma anche questa è una cosa molto importante, perché una grossa parte di cittadini, una grossa parte di popolazione dà feedback positivi, come abbiamo visto oggi nella trasmissione di oggi. E per quelli che invece si approcciano all'università, dico è una bella professione, è una professione a contatto con le persone che stanno male, ma che dà un supporto a queste persone, e quindi è importante per questo. E vi ringrazio per la possibilità appunto della giornata di stamattina, e ringrazio Mirella, ringrazio la redazione. Ci mancherebbe. Noi abbiamo anticipato questa festa, questo ricordo, ma secondo me bisogna parlarne di più, vi inviterò ancora, anzi andrò a trovare anche la dottoressa Ferramosca, faremo un bel giro, ecco, per far capire anche cosa si prova, cosa si fa, perché io ho capito, i veneti, non a caso si chiama Sveglia Veneti, devono toccare con mano, sì, vedere, perché io dico portatemi i filmati, perché ah sì, hai visto, sai Mirella che non avevo mai, ecco, tocchiamo con mano la realtà degli infermieri, di queste persone che sono in prima linea, sono nella frontiera, però dobbiamo dare loro le armi per combattere, perché se non hanno le armi, e vuol dire anche gli stipendi, perché è un'arma molto importante, che veramente danno dignità alla loro professione. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie. Pubblicità. Grazie. Presento subito altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Don David Berdons, parroco di San Biagio di Calalta, Spercenigo e Rovarè, spieghiamo bene, perché sì, non solo San Biagio, vero Don David? Ormai è difficile avere parroci di una parrocchia sola. E abbiamo collegato dalla Grecia il professor Guido Forni, immunologo. Buongiorno professor Forni, non so se ha seguito la prima parte che avevamo il professor Rizzuto. Ho seguito. L'ha seguita, cosa? Ecco, subito andiamo da lei, poi andiamo anche da Don David, che ci ha anche benedetto questa mattina, perché lo meritiamo veramente, speriamo che vada bene, che qualcuno ascolti questa benedizione da lassù e arrivi questi aiuti che veramente stiamo cercando tutti. Allora, com'è la situazione
dal suo osservatorio, professor Forni. Situazione di che genere? Di quale Sempre argomento? di vaccini, di quello che la riguarda, perché noi parliamo molto di vaccini, ma state sperimentando di tutto e di più, ma noi sappiamo poco. Allora io invito questi ospiti per capire a che punto siamo. Il vaccino anche contro il cancro, ma è vero, non è vero? Cosa ci racconta, professore? Allora, che questa è una storia molto lunga, che come ho cercato di mandarvi un'immagine di un professore tedesco che ha per primo capito che il nostro sistema immunitario è in grado di riconoscere le anomalie, le caratteristiche di un tumore. Questa è una prima conquista, primo concetto fondamentale, cioè noi possiamo combattere contro i tumori sia naturalmente perché il nostro sistema immunitario riconosce delle caratteristiche del tumore. E questo professore, come vedete nelle immagini, lavorava con dei topini bianchi, e lavorando su questi topini, se schiaccio un momento vengono delle scritte qui, se riesce. Ok, ecco. In questi topini lui aveva, questi topini come noi uomini sviluppa un tumore, e lui aveva, se mi dà l'immagine successiva, si dovrebbe vedere, ecco, viene un tumore in questo topino e lui lo trapiantava in un altro topino, oppure prendeva le cellule di questo tumore, le uccideva e ne faceva un vaccino, e poi provava nel topo vaccinato e nel topo di controllo il trapianto del tumore. E con questi semplicissimi esperimenti ha dimostrato che il nostro sistema immunitario è in grado di riconoscere la neoplasia, il tumore, aprendo questo studio importantissimo dell'immunologia dei tumori e dei vaccini. Ma questo lui l'ha fatto nel 1907, quindi vuol dire che è una storia molto lunga e molto difficile. Professore, quello che noi vogliamo anche capire, lei è collegato con noi dalla Grecia, ma lavora qui in Italia. Qual è il problema di non investire nella ricerca? Noi investiamo in Italia pochissimo nella ricerca e nella scienza, invece proprio grazie a questa pandemia abbiamo capito l'importanza di investire nella ricerca. Per la prima volta sono arrivati una montagna di soldi, i ricercatori hanno fatto squadra, gli scienziati tutti assieme, e il risultato in poco tempo è arrivato, sono arrivati questi vaccini. Ecco l'importanza di capire questo. Forse i grandi della terra avevano preso paura, come dico sempre, professore, di morire, e allora hanno investito, hanno detto aspetta che forse è giunto il momento di investire, ma è fondamentale, perché ha detto lei anche con semplici veramente esperimenti cosa si riesce a fare, ma bisogna investire, o sbaglio, professore? Sì, bisogna investire, ci sono già dei buoni investimenti in Italia, e tutta la struttura, come lei diceva prima, il problema delle camere degli studenti, ma tale quale è il problema della sistemazione, della selezione dei ricercatori e la selezione dei professori. È tutto un po' arcaico il nostro mondo, difficile da modificare, perché la realtà a cui ci ispiriamo è quella americana, che è una realtà molto dinamica, ma anche molto crudele, molto rapida. Noi abbiamo un mondo un po' diverso, in cui dobbiamo cercare di andare avanti più veloce, ma non è facile pensare di cambiarlo. E non solo i soldi, ma sono anche i criteri di selezione del personale universitario.
Molto importante. Sentiamo cosa ne pensa Don David Berton di queste parole del professor Forni, un illustre professore che fa capire l'importanza anche di queste persone. Ecco, la stanza, l'ha colpito la stanza che non si trova a basso prezzo. Questo studente cosa fa? Dove va? Prego. Certo. Beh, intanto saluto tutti i telespettatori e saluto anche il professor Forni che dalla Grecia ci segue. Grazie ancora Mirella del vostro invito. Ma condivido quello che diceva il professore, non è una questione semplicemente di fondi, perché io non sono del settore della medicina, ovviamente della ricerca, ma credo che non si risolva semplicemente chiedendo soldi. I soldi sono necessari, anzi vorrei dire fondamentali, però è un sistema di vita, anche perché tutti, la medicina, ma può esserci lo sport, può esserci l'integrazione del disabile, può essere tanti settori che chiedono risorse, e le risorse poi, voglio dire, a un certo punto sono quelle e la torta va spartita tra tutti, per cui credo che non sempre sia così facile anche per chi amministra, per i nostri politici, eccetera, decidere da che parte andare e che cosa anche sacrificare. È vero quello che dice il professore, è una società, la nostra, molto in divenire, ecco, veloce nei cambiamenti, e quindi anche questo necessita di valutazioni continue. Chi si aspettava una pandemia che ci ha costretto, volens o nolens, ci ha costretto veramente a ripensarci e a ripensare dai gradi più alti della società, intendo dire chi ha la responsabilità di governo, finanziaria, eccetera, alla gente, a noi più semplici cittadini, diciamo. Per quanto riguarda anche gli alloggi nelle città, vede anche qui, io credo bisognerebbe dire anche una parola. È vero, dobbiamo aiutare questi studenti, in qualche maniera sostenerli, soprattutto sostenere anche chi dimostra un certo impegno, un desiderio di fare seriamente l'università, quindi dare anche un'attenzione al merito. Chi si sta distinguendo nel suo cammino di studio può arrivare anche a un progressivo abbassamento delle cifre, perché viene riconosciuto il merito di uno che si sta preparando, e quindi magari avere degli sconti in questo senso. Bisognerebbe rivedere anche forse la tassazione su queste abitazioni, perché alle volte mettiamoci anche nei panni di chi è il proprietario di un appartamento o di una camera. Se poi ho una tassazione alta, che cosa succede, Mirella? Che necessariamente tiro su il canone mensile, perché io a fine anno, se ho un bene immobile, voglio farlo rendere, cioè non posso rimanere con niente in mano, perché pagate le spese, perché poi c'è la manutenzione, il proprietario è responsabile che tutto funzioni, che il riscaldamento, i bagni, eccetera, funzionino. Devo pagare anche una bella tassa, ecco, di proprietà. Capisce che poi c'è un gioco forza. Se fossimo aiutati anche sulle tasse e fossero abbassate sulla proprietà di una casa, posso tenere, anche uno Stato può farsi garante, vigile che i canoni mensili di affitto non siano, per dire una parolona, insomma, non siano vicini all'usura, cioè ti chiedo uno sproposito, una cosa che è esagerata a confronto di... Però dall'altra parte come aiutiamo i proprietari delle case ad abbassare un po' le cifre? Forse dovremmo limitare un po' le tasse. È un gioco forza, insomma, c'è da contrattare, non è semplicemente troviamo i soldi. Però bisogna anche parlarne, ascoltare questi ragazzi che hanno le idee chiare su quello che a loro serve per proseguire negli studi. Allora, professor Forni, la mia domanda è anche questa, però grazie a questo Covid si sono scoperti questi vaccini che poi sono diventati anche vaccini antitumorali, e soprattutto poi parleremo anche di vaccini personalizzati, perché noi ne sappiamo poco, però io questa mattina ho veramente piacere di averla ospite per capire l'importanza, non solo il vaccino per questo Covid, ma avete studiato e siamo andati oltre. Prego, professore. Allora, io vorrei proprio ritornare alla mia storia. Questo professore Ehrlich nel 1907 ha dimostrato che è possibile vaccinare contro un tumore, concetto nuovo e rivoluzionario per quell'epoca. Negli anni successivi
tanti tentativi di vaccinazione sono stati fatti con risultati molto modesti. Quindi c'è qualcosa di complicato. Come mai possiamo fare i vaccini ma poi questi vaccini non funzionano? E questo è stato scoperto da 2 ricercatori, questo giapponese Tasuku Honio e un americano Jim Allison, che se schiaccia dopo c'è anche la loro foto, ecco, questi 2 ricercatori che hanno fatto una scoperta di nuovo fondamentale. I tumori riescano a spegnere, a sopprimere la reazione, no, questa qui ancora no, la reazione del sistema immunitario. Quindi il vaccino funziona, crea una risposta, ma poi la risposta non riesce ad attaccare il tumore perché, come hanno scoperto queste 2 persone, il tumore ha dei segnali che blocca il sistema immunitario. Quelli che vengono chiamati nel gergo i checkpoint inhibitors, cioè il tumore spegne la reattività immunitaria attivata dal vaccino, per cui i vaccini non funzionano, non hanno mai funzionato a causa di questo. Ma grazie alle scoperte di questi 2 ricercatori ci sono degli anticorpi che bloccano questi segnali negativi. Si rimuove la capacità di sopprimere la reattività immunitaria del tumore. Quindi, dopo questa scoperta del 2018, l'immunologia dei tumori, la possibilità di usare dei vaccini per curare i tumori sta diventando una realtà clinica, ma fondamentalmente per gli studi di questi 2 ricercatori del 2018. Professore, io sono convinta, sentendo questi esperti, questi scienziati, ricercatori, mi collego un po' con l'Europa, anche con il mondo a volte, che riuscirete a sconfiggere questo tumore, il cancro. Ma la paura adesso sono i virus, questi virus che possono arrivare e che non ci devono assolutamente trovare impreparati. Sconfiggeremo il tumore ma arriveranno i virus. Cosa ci dice, professore? Beh, prima di tutto cerchiamo di vedere come sconfiggere il tumore. L'arrivo dei virus è ipotetico, può capitare o non capitare, ed è imprevedibile. Non c'è possibilità di prevedere in largo anticipo cosa succederà. Si pensa che possa succedere, ma come avverrà è difficilissimo da capire ed è quasi impossibile creare anticipatamente delle misure di difesa. Guardando invece il problema reale dei tumori, qui abbiamo la possibilità, grazie alla ricerca di questi 2 ricercatori, Honio e Allison, e grazie alle nuove tecnologie, di poter creare dei vaccini propri per ogni tumore. Le immagini, se mi dà l'ultima mia immagine che avevo dato. Vediamo, eccola qua. Le immagini, cosa si pensa di fare adesso? La persona che ha un tumore, non adesso, che si incomincia a prospettare come possibile terapia futura. Una persona che ha un tumore, viene fatta una piccola biopsia, cioè si prende un pezzettino di questo tumore e con apparati molto raffinati si va a vedere che cosa c'è di strano in questo tumore, come mai sta diventando un tumore, cioè si identificano le anomalie, le molecole alterate di questo tumore. E grazie alla tecnologia messa a punto, come lei diceva, per il Covid, oggi è facile preparare rapidamente, nel giro di qualche giorno o qualche settimana, il vaccino contro le anomalie identificate in quel tumore di quel paziente e cercare di curare il tumore con questi vaccini. Questo è il risultato nuovo, quello che ha creato molto interesse per le dichiarazioni di questo
direttore di Moderna, Paul Barton, ma che sta diventando lentamente una nuova realtà nel trattamento dei tumori. Per ora tutto è solo sperimentale. Nel giro di 4-5 anni, come diceva Paul Barton, questo signore, potrà diventare una realtà clinica. Professore, io veramente sono strafelice di averla ospite, perché alla mia domanda sui virus lei ha risposto proprio in maniera molto competente, perché è quello che sta arrivando nelle nostre orecchie, che sentiamo. Attenzione, la paura dei virus, mentre lei dice concentriamoci su questi vaccini che stanno sconfiggendo e sono antitumorali. È fondamentale quello che lei sta dicendo, ma se io non la invito, non è che questa cosa si sappia. Ecco, questa informazione che dovrebbe essere mirata dopo una pandemia che ha coinvolto il mondo, dovrebbe essere chiara, come lei sta parlando questa mattina, ma perché non arriva? O arriva poco, o in parte, o se sei fortunato di andare nella trasmissione giusta, nel talk giusto. Invece un'informazione importantissima che lei ci sta dando. O sbaglio, Don David? Assolutamente sì, credo proprio che quello che sta dicendo il professor Forni dà anche speranza. Dà anche speranza. Io parlo magari non tanto da un punto di vista medico, però dal punto di vista esistenziale, spirituale, di morale della gente, sapere che qualche passo in avanti si sta facendo nella scienza in questo senso dà anche speranza, voglia di investire, voglia anche di donare e speranza per il futuro. Guardate che poi queste sono ricadute anche a livello di scelte di vita. C'è una coppia che dice mettiamo al mondo dei figli perché c'è ancora speranza, c'è speranza di vita e soprattutto non ci sentiamo schiacciati solo da brutte notizie continuamente in campo anche medico, no? Perché si sente sempre questo è deceduto, questo è deceduto, questo è deceduto e mai si è sconfitto un tumore, si è fatto un passo in avanti importante, una buona percentuale di tumori guarisce, mentre 10 anni fa tutti erano destinati alla morte. Questi sono segnali, messaggi che al nostro cuore, alla nostra anima fanno bene e danno speranza alla gente. Ecco, in effetti poi questi laboratori li abbiamo anche qui da noi a Torino. I laboratori di Cavallo e Novelli saranno in grado di produrre vaccini antitumorali. Prego, professor Forni. Ecco, però deve essere chiaro che è una realtà che sta arrivando. Non è una realtà che c'è adesso, certo. È una realtà che vediamo sempre più vicina, ma non bisogna stare molto attenti a creare false speranze o illusioni. Per i pazienti malati adesso è impossibile fare questa terapia, perché non c'è ancora le strutture, non c'è ancora la competenza, ma stiamo vedendo in qualche caso pubblicato recentemente che questa può essere una via molto importante. Quindi la speranza è fortissima, il cambiamento di trattamento è fortissimo, i vaccini non creano quegli effetti collaterali che crea la chemioterapia, ma adesso non ci sono. Non è possibile in questo momento per nessuna persona che ci ascolta in questa trasmissione pensare di vaccinarsi contro il tumore attualmente. Ma in futuro sarà una nuova importante realtà, probabilmente. Direi di ringraziare il professor Forni di questa precisazione che lei ha fatto, perché sì, perché poi è facile partire con degli entusiasmi o addirittura stracapire, perché ovviamente anche la situazione psicologica di una persona che è ammalata in questo momento di cancro, ovviamente tutto verte a poter guarire e vede solo quello come obiettivo. Quindi è un'importante precisazione. Io mi auguro, spero davvero che la ricerca vada in questo senso e grazie anche della chiarezza con cui l'ha detto, dottore, perché mi pare proprio bello questo. Anche perché, professor Forni, ecco, la ricerca continua, la scienza continua, la tecnologia aiuta tantissimo, ma anche la prevenzione, ecco, anche la prevenzione, perché dobbiamo stare attenti, ascoltare il nostro corpo, trattarlo bene, ne abbiamo uno solo, cerchiamo con la prevenzione che voi ci date in continuazione, perché si può fare, ecco, di curare questo corpo. O sbaglio, professore?
È giusto, assolutamente, ma non è facile. Se lei ha un ragazzo di 15-18 anni, convincerlo a non fumare non è facile. Convincere a non bere o a bere moderatamente non è facile. Cioè, noi sappiamo tante cose, ma poi al momento di realizzarle abbiamo difficoltà. La prevenzione non si vede immediatamente, non dà dei risultati la settimana dopo. La prevenzione è una qualcosa che ci cambierà il resto della nostra vita se la continuiamo. Quindi la prevenzione è una pratica assolutamente da incentivare, ma molto molto difficile. Però professore, ci manca anche che lo Stato ci metta lo zampino e la politica, perché le sigarette dove le troviamo? Cosa è scritto sul pacchetto di sigarette? Però si vende, anzi diceva il professor Tirelli che ho avuto ospite, è aumentato l'uso del fumo della sigaretta. Capì che c'è da una parte ti dico guarda che fa male, ma dall'altra parte te la offro su un vassoio d'argento. Ecco perché funziona così, e la ludopatia è la stessa cosa. Forse questi ragazzi non è tutta colpa loro, c'è qualcuno veramente che fa queste iniezioni di questa ipocrisia, di falsa ipocrisia, ti faccio del bene invece ti faccio del male, perché proprio ti stimolo a provare a 10, a 11 anni, a 12 anni. Chi è che non ha voglia di provare quella cosa che tu proibisci ma che me la offri, ecco, su un piatto d'oro? Anche qua la politica dovrebbe intervenire, o sbaglio professore? Perché sono i nostri ragazzi, sono i nostri, già ne abbiamo pochi, se non li curiamo anche quei pochi che abbiamo non so dove andremo a finire. Prego. Non è mia competenza parlare di questo, però so che è molto difficile. Lei pensa, se lei proibisse il fumo, il tabacco, la vendita di tabacco, ci sarebbe tutto un mercato nero, sarebbe ancora per un adolescente quasi più attraente prendere un qualcosa di proibito. Cioè è veramente non facile fare della prevenzione, convincere a comportarsi correttamente come aiuterebbe il nostro corpo a invecchiare bene, a maturare bene. È una serie di problemi non facili, secondo me. Don David? Lei che parla con questi giovani, con questi ragazzi e non solo? Sì, sono d'accordo con quanto stiamo dicendo. Anche diceva il professor Forni, la prevenzione non è facile, anche perché c'è quel passaggio, diciamo così, dalla fanciullezza, dall'essere bambini all'essere adulto, o meglio diciamo quelle modalità che ti fanno sentire adulto quando in realtà stai semplicemente cercando ancora la tua identità. La fase dell'adolescenza è questa, no? Vuoi essere adulto ma in realtà non sai ancora chi sei veramente, e quindi queste forme anche, tra virgolette, mi permetto, non vorrei essere stracapito, anche di giusta trasgressione che abbiamo passato tutti, sono inevitabili. Io credo però che dall'altra parte certe forme, ecco, questa dipendenza dal fumo così presto o dall'alcol, perché è molto diffusa nelle nostre, non sembra, in generale, non si vede così tanto, però è molto diffuso anche l'alcol nelle nostre zone, perlomeno qui venete. Ecco, io credo che sia anche segnale, però, oltre che di quella naturale trasgressione di cui ho detto, di quel passaggio, ecco, voler diventare grandi, sentirsi grandi. La cosa che più allarma secondo me però è quando queste, e non sono pochi casi, diventano espressione di un disagio, di una solitudine, di una mancanza interiore di valori, di interessi, perché credo che quando uno per esempio assolve, un giovane lo vedo, si impegna per esempio nell'ambito della musica, nello studio di uno strumento, suonare in un'orchestra eccetera, certe altre cose
non trova tempo, non trova più tempo, perché si è riempito di un valore importante, si è riempito di qualcosa che lo appaga veramente, e quello sì lo fa sentire vivo, gli dà una piena soddisfazione. Ricordiamoci che la dipendenza, che sia l'alcol, che sia il fumo, eccetera, ti assopisce, ti addormenta di fronte al dramma di non avere ancora trovato la tua identità, di non sapere ancora chi sei. E la politica, certo, c'è poco da fare. Io la dico come la penso, non vorrei mai ritirarmi le ire di qualcuno, ma secondo me quella scritta "il fumo uccide" sul pacchetto di sigarette è il contentino che abbiamo dato all'Europa, che abbiamo dato a chi voleva qualcosa di contro il fumo, diciamo, ecco, dire vabbè, ma qui c'è scritto, basta. Ma in realtà poi nessuno è andato contro la Philip Morris o tutte le grandi compagnie che vendono tabacco, perché lì sappiamo gli interessi e chissà cos'altro ancora che ci sono sotto sono più grandi. Quindi contentino, scriviti questo. È come quando sulla pubblicità, la dico anche questa come la penso, è ipocrisia, è demenza, fanno la pubblicità del gioco d'azzardo, tutti quelli che ci sono, guarda, io non sono un grande esperto, e poi alla fine in coda proprio velocissimamente: ma ricordati di giocare il giusto. Cioè è come dire a un ubriacone, a un alcolista, ricordati di bere il giusto. Di che cosa parliamo? Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi ospiti. Mamma mia, hai una eccellenza stamattina. Lo sai che io, quando ci sono quei professori lì, guarda, è una cosa stupenda, ecco, perché sono gli angeli, come li chiamo io, custodi, che salvano il mondo con tutte queste ricerche come che fa il professore. Guarda, io professore sono una oncologica. 5 anni fa ho subito un intervento al ventre che mi hanno levato tutto. È partito tutto da un polipo, perché sono stata io pronta da un segnale. Quindi è partito tutto da lì, mi hanno levato tutto e quindi praticamente ho fatto anche delle radioterapie, 7, 8 sedute. E insomma sono sempre, ogni 6 mesi sono sempre controllata. Io ci tengo alla mia salute e voglio sempre adesso alla fine di marzo c'è state le ultime visite. Adesso in settembre, adesso metà maggio, devo prendere gli appuntamenti per settembre. E dopo, ogni modo, io ogni 6 mesi mi hanno trovato benino, insomma abbastanza bene, e quindi sono contenta. Professore, grazie a voi che fate scoperte, ogni tanto fate delle scoperte, siete qui per salvare le persone e io sono contentissima perché siete gli angeli custodi del mondo, delle persone soprattutto. Professore, complimenti, tanti auguri anche a te e buona giornata ai tuoi ospiti, Mirella. Grazie Maria, come sente professor Forni, la voce del popolo che ringrazia, ringrazia tanto, specialmente uno che ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire aver fiducia e speranza, è quello che noi stiamo facendo questa mattina. Però io vorrei tornare, professor Forni, anche a questi vaccini personalizzati. Ecco, ci racconti un po' cosa vuol dire il vaccino personalizzato? Qualcuno dice costerà troppo, ha costato troppo, lei cosa ci dice? Beh, questo è il grosso problema. Quando questa tecnologia sarà disponibile, inizialmente sarà una tecnologia molto costosa che, come tutte le tecnologie, man mano perderà questa caratteristica, diventerà più accessibile a tutti. Ma certamente per un lungo periodo ci sarà una differenza tra i paesi poveri e i paesi ricchi. Certamente l'Europa, l'Italia riuscirà a mettere a punto le tecnologie per creare questi vaccini. È probabile che in molti paesi più poveri, e penso in molte regioni africane e in paesi del Sud America, questa tecnologia non sarà accessibile, lo sarà con molto ritardo, creando ulteriormente delle differenze tra i paesi più affluenti, più ricchi e i paesi più poveri.
Questo inesorabilmente sarà una realtà che bisognerà cercare di attenuare in ogni modo, se fosse possibile. La ringrazio di queste parole perché siamo ancora convinti che siamo molto lontani da aiutare i fragili, quelli che veramente non hanno la possibilità, che forse non è colpa loro se sono nati nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, anche, dobbiamo dire anche questo, professore, però noi abbiamo queste figure tipo anche Don David Berton, che di lanciare questi messaggi veramente ai politici, ai grandi della terra. C'è anche questo mondo che va aiutato, c'è anche questo mondo che va supportato. Prego. Sì, e credo che anche l'episodio della pandemia ci abbia fatto svegliare in questo, almeno insomma è stato sicuramente un richiamo alla coscienza di tutti quanti, sia dei paesi più ricchi e sia anche di case farmaceutiche, di chi dirige la casa farmaceutica, eccetera. E certo, lì credo che l'onestà intellettuale, l'onestà anche come ricercatori, come medici, l'onestà anche come politici, eccetera, ci deve, perché per carità una casa farmaceutica è anche un'azienda e deve fare anche degli utili, non stiamo a nasconderci dietro un dito, però dobbiamo anche metterci, ecco, nei panni, soprattutto in questi, il cancro, la pandemia che abbiamo avuto, oppure anche più semplici malattie che magari qui sono diventate una sciocchezza, sono diventate una cosa molto facile da cui guarire. Per altri paesi più poveri non è assolutamente scontata la guarigione, se non addirittura non esiste proprio. Ecco, allora di fronte a queste grandi tematiche davvero dovremmo metterci, ogni Stato dovrebbe anche prevedere, ecco, una parte di aiuto per queste situazioni estreme. Visto che trovano i soldi per le armi di ultima ma assolutamente, generazione. Ripeto, io salvaguardo che tutti devono vivere, tutti devono lavorare, l'azienda farmaceutica deve avere anche i suoi profitti, però deve esserci anche un limite, deve esserci anche un'onestà, ecco, perché non possiamo fare i soldi sulla pelle degli altri, proprio in maniera brutale, la dico, ma è così, insomma. Professor Forni, la domanda che molti si fanno, ma per quanto tempo dovrò vaccinarmi? Specialmente gli immunodepressi, quelle persone che hanno veramente delle problematiche, però qualcuno dice sarà come il vaccino antinfluenzale, dovrete farlo così. È vero, non è vero? Cosa ci dice? Dovremmo vaccinarci ogni anno? Parliamo dei tumori? Sì. Se parliamo dei tumori la realtà è tutta diversa. Mentre nei vaccini contro i virus si vuole prevenire un evento che si presume può capitare, l'infezione, qui il paziente ha un tumore e cerca di curarsi con questo tumore. Quindi l'atteggiamento del paziente è completamente diverso. Qui è una cura. Il vaccino sta diventando una cura, mentre nella parte contro i virus, contro l'influenza, contro il Covid, è una prevenzione e fare qualcosa se casomai mi infettassi del virus dell'influenza quest'inverno, o fare qualcosa se mai mi ritorna il Covid. Ma sono eventi non previsti. Dall'altra parte abbiamo il paziente che è ben contento di fare 1, 2, 3, 5 vaccinazioni, che sono molto differenti dall'operazione di cui parlava la signora o dal trattamento radiologico che lei è andata a fare ripetutamente. Molto chiaro e la ringrazio, professore. Ma nel futuro lei cosa vede? Ecco, questa popolazione a livello mondiale che si è vaccinata, che crede nei vaccini. Abbiamo sentito i miliardi di persone che si sono vaccinati, poi c'è una piccola parte che ancora non crede al vaccino, ma c'è sempre stata, ma la maggioranza ci crede, crede nella scienza, nella ricerca e soprattutto anche accompagnata da una grande tecnologia che sta facendo passi da gigante. La perplessità rimane quando senti qualche esperto, qualche medico, qualche scienziato, qualche ricercatore che dice che non è vero, che il vaccino non c'è, che non esiste, che fa male. Cosa dice lei? Perché sono addetti ai lavori e questi messaggi sono stati devastanti per qualcuno.
Sì, sono messaggi devastanti, come dice lei, però è giusto che nel mondo ognuno abbia delle opinioni differenti, non un pensiero unico, e quindi è chiaro che in questo caso il messaggio dato da chi è molto scettico contro i vaccini o il contrario ai vaccini può essere un messaggio pericoloso, nel senso che può creare sofferenze o malattie. Però credo che sia inesorabile. In tutte le realtà umane c'è sempre qualcuno che non accetta, che si ribella, che non vuole per il senso del contrario. E forse non è male, purché non sia un prezzo troppo elevato per la società. Grazie, sempre grazie professore per queste parole che fanno capire l'importanza anche di non essere tutti uguali, di non pensare a tutti alla stessa maniera, non siamo dei robot, però certo. Anche lei, Don David, il 19 maggio ci sarà questo evento dedicato alla preghiera del Rosario. Quante persone hanno pregato in questi lunghi anni di pandemia, queste persone che non riuscivano a vedere neppure i propri cari. Non a caso questa mattina abbiamo cercato di far rivivere quei momenti per far ricordare la memoria che non va cancellata, va ricordata, queste figure, medici, infermieri, certo. OS che ci hanno messo l'anima, che hanno addirittura messo da parte la famiglia per stare vicino a queste persone contagiate, anche rischiando la vita. Molti sono morti, dobbiamo ricordarle queste figure, prego. Sì, infatti l'occasione, vedo che ora in sovraimpressione c'è la nostra locandina di questo rosario particolare che faremo la prossima settimana, esattamente venerdì 19 maggio, nella chiesa di San Biagio di Callalta, evento al quale invito chiunque voglia parteciparvi, perché sarà un po' particolare. Sarà un rosario che percorrerà tutti i misteri, lei sa che sono 4 misteri della gioia, della luce, del dolore e della gloria, e sarà contornato da giovani che si sono dati da fare per preparare questa serata da un punto di vista proprio tecnico, del service audio, service luci, eccetera, e anche giovani artisti, perché avremo anche chi si eseguirà con degli strumenti musicali. Non posso ovviamente svelare tutto, però vede, all'interno nelle 20 immagini dei misteri del Rosario noi possiamo veramente ritrovare anche queste figure di cui lei accennava prima. Quindi il nostro rosario che vogliamo, che propongo e che abbiamo progettato, è proprio per rivalutare questo tipo di preghiera tante volte pensata come antica, vecchia, superata, e rivalutarlo caricandolo di un significato anche moderno. Quindi in quei soccorritori di Gesù sofferente, in quella Madonna che accoglie il figlio tra le braccia morto, perché non possiamo rivedere i nostri medici, i nostri infermieri che avete avuto ospiti prima qui? Tutte quelle persone che magari in questo momento stanno piangendo un proprio caro, nel Gesù che distribuisce l'ultima cena il pane o annuncia, moltiplica il vino, trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana, scusi, che è uno dei misteri della luce. Perché non rivedere appunto tante persone che si occupano dei bisognosi, che in qualche maniera danno un supporto, anche solamente una chiacchiera, una parola, una telefonata ad un'altra persona diventa un supporto alla solitudine delle persone. Allora vogliamo caricare questi misteri del Rosario non perché siano qualcosa di distante, ma perché siano qualcosa che possiamo vivere e rivivere sulla nostra pelle anche oggi. Sarà una bellissima serata con colori, musiche, luci, voci, strumentisti che ci porteranno davvero a gustare questa preghiera del Rosario. Anche ci saranno anche dei testi poetici inediti, proprio per vivere e comprendere e entrare dentro a questa preghiera così antica, ma secondo me, se vissuta in una certa maniera, può diventare anche moderna, attuale. Allora la ringrazio Don David per aver parlato anche di luce, perché i giovani sono la nostra luce.
Gli studenti sono la nostra luce, è il nostro futuro. Cosa dice professor Forni di questi ragazzi meravigliosi che abbiamo, che nonostante i cattivi esempi poi invece vediamo che il rovescio della medaglia è diverso. Noi abbiamo visto anche prima gli infermieri, i medici, ragazzi molto giovani, ragazzi che sanno centrare l'obiettivo, che vogliono, che dicono così non funziona, dovete cambiare il registro, dovete cambiare le cose se ci tenete a noi. Cosa vuole dire, professore? Che è giusto, che sono persone che combattono contro una realtà non facile. Quando eravamo giovani noi combattevamo contro altri tipi di realtà, probabilmente più facili e meglio definiti. Essere giovani non è mai facile, come è stato messo in evidenza fino adesso, e quindi speriamo, aiutiamoli in ogni modo che sia possibile, dal cercare di offrire delle case, di rendere più possibile la frequenza all'università in ogni modo e così l'inserimento nella vita professionale. Il professor Rizzuto, professor Forni, diceva prima che sono giovani molto preparati, sono dottori, sono a tutti gli effetti, perché qui da noi qualcuno li chiama dottorini e abbiamo il nostro direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, che si arrabbia tantissimo, dice non chiamateli dottorini, queste sono persone preparate, dottori a tutti gli effetti. Lei cosa ci dice, professore? Assolutamente d'accordo, sono dottore a tutti gli effetti. E magari stare un po' attenti ai dottori più anziani, perché magari non sono così aggiornati come possono essere i ragazzi giovani che conoscono bene le nuove tecnologie e che conoscono bene le ultime informazioni sui vari problemi della medicina. Bisogna assolutamente supportarli. Prego, no, Don David. Se mi permette, dottor Forni, integrerei, è vero, no? Tengono d'occhio i dottori meno magari aggiornati o perlomeno insomma forse che le ultime novità non le hanno sotto mano e viceversa anche, no? Perché io vedo sempre, a me piace sempre in una corsia di ospedale vedere questo travaso. Allora c'è il giovane, porta una freschezza in corsia, no? Nelle visite che fa, accanto al primario che normalmente insomma non è più giovanissimo, almeno diciamo così, però vede, ecco, vede la sapienza di un primario, l'esperienza di tanti anni, e questo a un giovane serve anche perché è molto ricettivo in quella fase, per cui a me piace immaginare e vedere, perché succede così dove funziona il reparto, almeno l'esperienza che ho avuto io, di questo travaso, no? Il giovane dà all'anziano e l'anziano di esperienza, di lavoro, passa al giovane, ed è così anche che la sapienza dei nostri popoli è andata avanti e si è trasmessa di generazione in generazione, certo. Professor Forni, come ci saluta e cosa dice di queste parole di Don David Berton? Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Io sono obbligato a salutarvi perché c'è una riunione alle 11, vi ringrazio moltissimo di questa possibilità di illustrare alcuni aspetti dei vaccini e i miei migliori saluti e auguri. Grazie anche a lei, professore Forni, grazie veramente di essere stato con noi. Professor Guido Forni, collegato con noi dalla Grecia, immunologo. Pensate veramente l'importanza di sentire queste persone, di quello che dicono. Forse dovremmo ascoltarli di più, vederli di più nelle nostre televisioni e forse capiremo tante cose e ragioneremo in maniera diversa. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ecco il mio paese. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, ieri sera stavo guardando un programma e c'era un nutrizionista che ha detto che i nostri dottori conoscono poco di cibo, non sanno molto di cibo. Allora non lo so, però a me sembra che tutti questi tumori che vengono è perché ci alimentiamo male, prendiamo troppi zuccheri, troppi grassi, troppe proteine e poca verdura, poca fibra. Ci sono delle sostanze nei vari cibi che hanno delle proprietà immunologiche, come per le verde per esempio, ci hanno detto che hanno delle sostanze contro i tumori, poi i limoni e i pompelmi hanno delle sostanze
che ci possono come antibiotico, poi c'è la salvia, il rosmarino, tutte queste cose qua che purtroppo adoperiamo poco oggigiorno. Penso che se facessimo una buona cultura del cibo potremmo ammalarsi meno di cancro. Poi un'altra cosa volevo dire, le uova. Allora, se tu vai dal dottore e dici posso mangiare le uova? 1, 2 alla settimana. Allora c'era un'anziana di 160 anni e gli hanno chiesto ma lei signora cosa ha mangiato per vivere 160 anni? E ha detto uova, anche 4 al giorno perché non avevo nient'altro da mangiare. E allora cos'è questa storia? Per quanto riguarda la preghiera, hanno fatto un esperimento in California, hanno preso dei malati che avevano tutti più o meno la stessa patologia e hanno deciso che per una metà di loro facevano pregare delle suore di clausura e per l'altra metà no. Quelli che avevano le suore che pregavano guarirono prima, meglio, e gli altri invece non sono neanche guariti. Perciò io penso che questo esperimento dice che la preghiera conta. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Per quanto riguarda il cibo penso ti abbia risposto bene il professor Forni prima quando ha detto ognuno è padrone del proprio corpo e della propria mente. Sappiamo benissimo quello che ci fa bene e quello che ci fa male. Ecco, sappiamo benissimo cos'è il cibo spazzatura, sappiamo benissimo cos'è la dieta mediterranea, sta a noi decidere cosa fare, bere, fumare, ognuno di noi decide, è una cultura che un po' alla volta dovrà anche essere insegnata nelle scuole. Abbiamo dei medici dietologi molto bravi, abbiamo nutrizionisti, non ci manca niente, siamo noi che dobbiamo decidere cosa fare del nostro corpo per veramente fare una vita più lunga. Cosa ci dice? Per quanto riguarda la preghiera invece lascio a lei la risposta al nostro Leone Trebaseleghe. Sì, intanto saluto il signor Leone da Trebaseleghe, visto che sono anche le mie origini, e tra l'altro signor Leone la invito perché domani, ecco, con un pellegrinaggio sarò lì a Trebaseleghe, celebreremo la messa nella chiesa arcipretale alle 10:30 domani mattina, quindi se è presente ci trova lì con un bel gruppo dei miei parrocchiani qui delle mie 3 parrocchie. E che cosa devo dire? Oddio, mi sembra quasi un mettere a esperimento la preghiera facendo questa cosa per alcuni malati le suore hanno pregato, per altre no. Siamo un po' tiratini secondo me a fare queste cose, nel senso che sembra veramente quasi un voler fare una sperimentazione un po' bizzarra, ecco, se non altro. Dopo certamente sono il primo a dire, e io ci credo nella preghiera. La preghiera però attenzione, se no entriamo in un sistema un po' magico, ecco, non deve essere siccome prego questa persona deve guarire perché io prego per lui. Alle volte sempre dobbiamo pregare perché si compia la volontà di nostro Signore, e quindi alle volte la guarigione non c'è, però non ci accorgiamo che la nostra preghiera è stata esaudita. In che senso? È stata esaudita perché io vedo tante persone per le quali si prega che affrontano la loro malattia e affrontano magari anche una strada, lo dico chiaramente, che va verso la morte in alcune occasioni, però il coraggio, la forza, la tenacia, la speranza, la fede con cui vanno verso anche questo traguardo ti dice: guarda, la mia preghiera è stata esaudita. Non ha guarito la persona, anche perché sennò, lo dico spesso, saremmo tutti vivi ancora. Non sarebbe morto nessuno se fosse così. Però il sostegno che quella persona ha trovato nella preghiera di tante persone, il Signore ha dato la grazia di affrontare quella croce, di portarla fino alla fine. Basta vedere con la pandemia quante persone si sono avvicinate alla fede, alla preghiera, perché hanno capito che riflettere, guardare in se stessi era molto importante, e la preghiera è stata fondamentale. Dobbiamo veramente ringraziare Don David Berton per averlo avuto in trasmissione questa mattina. Grazie Don David e buona giornata anche a lei. Grazie, saluto tutti i telespettatori e tanti auguri alla vostra redazione e a tutti quanti. Grazie. Pubblicità.
questa mattina leggiamo gli articoli della Costituzione italiana, in questi giorni si parla tantissimo di Costituzione, di presidenzialismo, noi al momento abbiamo ancora la Costituzione, perciò continuiamo a leggere gli articoli molto importanti della nostra Costituzione italiana. Eravamo arrivati all'articolo 9, adesso arriviamo all'articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica, che è garantita dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a 3 bande verticali di uguali dimensioni. Allora adesso vi presento subito un altro gradito ospite. Abbiamo collegato da Treviso Loris Pederiva, presidente di Telefono Amico di Treviso. Allora Presidente, io l'ho chiamata perché le telefonate di aiuto stanno aumentando in maniera incredibile da tutte le parti. Ecco, io so che lei ha dei numeri molto importanti, ma soprattutto l'ascolto che voi fate giornalmente, quotidianamente alle persone in difficoltà. Prego, Presidente Pederiva. Buongiorno Mirella e grazie come al solito dell'invito e dell'opportunità di parlare di Telefono Amico. Telefono Amico Treviso è in prima linea per dare questo supporto psicologico alle persone che attraversano un momento difficile. Parlava di numeri e è vero, l'anno scorso abbiamo erogato 20.000 ore di telefonate. Siamo stati al telefono per 20.000 ore, tutti quanti gli operatori di Telefono Amico. E gli interventi sono aumentati tantissimo. Cos'è che è successo? È successa la pandemia, è successo tutta una serie di circostanze legate alla pandemia, le difficoltà economiche, la solitudine, tutte queste problematiche che ci vengono portate ci danno anche un po' il termometro di quello che sta succedendo alla nostra società, ma anche in generale dentro le nostre case, perché quello che succede, quello che noi raccogliamo sono le situazioni private che vengono a crearsi, situazioni delle quali le persone hanno timore o paura di parlarne, la paura di farsi vedere fragili, la paura di farsi vedere che ci sono dei problemi da gestire, che ci sono dei problemi da portare, che è bene ventilare ogni tanto. Noi siamo in prima linea, è letteralmente una battaglia su più fronti, sul fronte del telefono amico, sul fronte del WhatsApp amico, sul fronte della mail amica. Come Telefono Amico Treviso siamo impegnati anche nelle chiamate a casa agli anziani. Ci sono veramente tantissime opportunità di aiutare le persone che ci sono vicine, le persone che incontriamo o che non incontriamo per strada perché sono per un qualche motivo chiuse dentro casa. Quindi sì, c'è tantissimo lavoro da fare e come associazione ovviamente questo è il periodo in cui veniamo anche noi a caccia di 5 per 1000 o di nuovi operatori. Ormai siamo tutti in pista, siamo tutti nella frontiera aspettando questi aiuti che per noi sono fondamentali. Presidente, quello che però traspare è che sono aumentati non solo i femminicidi ma anche i suicidi anche di ragazzi molto giovani, ecco, che fanno pensare, tanto è vero che hanno inserito questi psicologi all'interno delle classi. Ecco, cosa ci dice? Poi vedremo anche questo video che lei ci ha mandato proprio che riguarda questa prevenzione al suicidio, però c'è ancora qualcosa di nascosto, qualcosa che la famiglia non vuole ammettere. Ecco, questa depressione di questa creatura, ecco, questo ma sì è un po' di esaurimento, un po' depresso, invece sono segnali che vanno presi dall'inizio. Se qualcosa non va devi affidarti a delle persone competenti, o sbaglio? Prego, Presidente.
Assolutamente sì, affidarsi a delle persone competenti è fondamentale. I professionisti del settore, gli psicologi, gli psichiatri, i psicoterapeuti, tutti quanti sono impegnatissimi ovviamente su questo campo. Quello che facciamo noi è raccogliere e aiutare le persone che magari non sanno ancora orientarsi, se è necessario proseguire un percorso con un professionista. È vero quello che diceva, sì, ci sono, ovviamente risaltano molto nei media i femminicidi, risaltano magari un po' meno i suicidi, ma le statistiche nazionali, le statistiche dell'Istat sono molto disarmanti in realtà. Allora, la depressione coglie indistintamente uomini e donne. Ci sono dei numeri molto preoccupanti per quanto riguarda i suicidi tra i giovani, e a questo riferimento mi rifaccio al WhatsApp Amico, dove il nostro servizio del WhatsApp Amico è letteralmente travolto dai giovani, e gli operatori del WhatsApp Amico sono degli eroi, detto proprio fuori dei denti. Si ritrovano a gestire delle situazioni con dei giovani che finalmente hanno trovato un sistema di comunicare che per loro è congeniale, il WhatsApp, il messaggio, utilizzare il telefonino, e è letteralmente preso d'assalto. Riceviamo degli interventi che ci colpiscono nel bene o nel male, per carità, però l'importante è esserci per questi ragazzi, aiutarli a comunicare, facendoli parlare, facendoli comunicare, aiutare a far venire a galla queste situazioni, queste criticità, prima che diventino delle problematiche patologiche o prima che diventino anche purtroppo dei fatti di cronaca a volte. Quindi è molto molto importante esserci per i giovani, ma per tutti quanti in generale. Allora, prima di vedere questo video, io andrei a salutare un altro ospite graditissimo, che è Francesco Zanardi, fondatore e presidente di Rete L'Abuso. Si dichiara sopravvissuto. Grazie Francesco di essere qui con noi, ti ringrazio veramente per far capire che se vuoi c'è una luce, devi avere speranza, credere in te stesso. Dopo le parole di Loris Pederiva, presidente di Telefono Amico Treviso, cosa vuoi dire Francesco? Intanto sempre grazie di essere qui. Ma ho seguito poco perché c'era stato un problema di collegamento, quindi non ho sentito integralmente. Il numero di suicidi, specialmente di ragazzi molto giovani, sono numeri non solo i femminicidi, ma stanno preoccupando molto anche questi suicidi di ragazzini proprio in giovanissima età anche. Prego. Sì, purtroppo sì, anche questo è un grosso problema sociale, diventa un grosso problema sociale come i problemi di cui ci occupiamo noi. Purtroppo io temo e sono sempre più convinto ci sia una problematica per quanto riguarda in Italia la prevenzione di questi problemi, sia del femminicidio, sia dei suicidi, sia della pedofilia. Purtroppo ci troviamo, io recentemente ho scritto 2 documenti, uno per le Nazioni Unite e uno per l'Unione Europea, facendo un attimo un'analisi. È vero che associazioni come le nostre si danno un grande affare a soccorrere le vittime, però va fatta una riflessione: quando si soccorrono le vittime, quando sono vittime, e manca il passo prima, non arrivare ad essere vittime. Poi, per carità, e questo capita, no? Anche nelle situazioni di più alto controllo, no? E tuttavia qui mancano tante volte i controlli basilari, anche la legge sul femminicidio è un disastro, è stato inserito il codice rosso, però purtroppo le forze dell'ordine non intervengono finché non c'è un'aggressione non verbale, un'aggressione effettiva, e lì poi bisogna vedere se chi è stato aggredito dopo ha ancora la forza di chiamare le forze dell'ordine. Ecco, capite, io trovo abbastanza disarmante tutta la situazione che stiamo vivendo nel paese, e trovo ancora più preoccupante il fatto che, diciamo, a livello politico, al di là degli scandali che escono qui là, saltuariamente, diciamo, non c'è un impegno che invece dovrebbe esserci. Cioè abbiamo delle leggi, poi appunto, ripeto, come quella sul femminicidio, che poi però non ha cioè che potrebbe essere un buon strumento. Il problema è che manca poi tutto il meccanismo che porta a farlo intervenire, no? Quindi, diciamo, rimane inutile. Però io ieri ho avuto una dottoressa collegata con noi, una psicologa, psicoterapeuta, collegata con noi da Milano, che ha questa associazione Oltre il Genere,
che diceva ma questo codice rosso non vale per l'uomo abusato, per il maschio non parte il codice rosso. Ecco, ha ragione questa dottoressa, diceva parliamo sempre del codice rosso ma che riguarda sempre la donna, noi dobbiamo parlare di persone, il codice rosso dovrebbe partire anche per l'uomo. Cosa vuoi dire? Sì, effettivamente è naturale che dovrebbe partire per entrambi e dovrebbe poi avere anche, diciamo, per esempio, io non so se lo sapete, una donna che, esempio, viene violentata ha un anno di tempo per fare querela, dopodiché si ritrova prescritta. Ecco, lì anche queste sono, diciamo, tutte lacune grosse, no? Perché poi ci si mette in un circuito di giustizia che poi in realtà non ha gli strumenti, perché in tante situazioni magari la donna in un anno non riesce a metabolizzare uno stupro e non riesce a denunciarlo, o non lo so, insomma le situazioni sono tantissime, no? Quindi ripeto, sì, sicuramente serve anche per gli uomini, perché ci sono situazioni anche nei confronti degli uomini, naturalmente. Ma non dovremmo parlare, Zanardi, di persone, come diceva la dottoressa, dobbiamo smettere di parlare uomo-donna, dobbiamo parlare di persone e dare l'aiuto alle persone, l'aiuto con le leggi che possiamo mettere in campo. È inutile che facciamo il codice rosso se poi riguarda una realtà che è solo femminile e non maschile, allora l'uomo abusato non ha diritto al codice rosso. Purtroppo questa è la cultura patriarcale italiana. Se noi andiamo a pensare, pensi un po', un uomo che viene abusato, la difficoltà proprio, no, psicologica che ha a fare una denuncia confronto a una donna, no? Diciamo che, tra virgolette, mi raccomando, è più normale, no, per la donna fare una denuncia di stupro. Pensi un po' un uomo proprio per un fatto culturale, no? O come accade a me tante volte negli abusi sessuali che subiscono i nostri assistiti, spesso tanti di questi assistiti poi sono omosessuali e vedono questa cosa come un pregiudizio, no? Quindi non c'è non si guarda oggettivamente il reato che la persona ha subito, no? Ma si guarda su tante basi che sono poi le solite. Nell'uomo, appunto, che lo mettono in difficoltà, nella donna viene giudicata per come era vestita, per questo e per l'altro. Diciamo, purtroppo abbiamo dei tabù culturali o dei pregiudizi culturali in Italia che sicuramente andrebbero affrontati, ecco. Quindi tante volte è anche difficile arrivare agli strumenti di giustizia proprio perché non c'è la cultura. E c'è soprattutto la vergogna. Sì, questo prevale, no? Perché capisce che, esempio, un uomo che viene stuprato, mettiamo che quest'uomo sia omosessuale e capisce, quello sa già che va alla polizia e quelli gli dicono ma sei tu. Allora sentiamo cosa dice anche il Presidente Pederiva. Presidente, ecco, lei invece che ascolta, che non vedi la persona ma la ascolti, come commenta queste parole di Francesco Zanardi? Allora, partiamo dalle statistiche. Telefono Amico raccoglie più della metà delle telefonate vengono da uomini. È una cosa della quale effettivamente ci fa pensare, perché non siamo abituati a pensare all'uomo come una persona abituata a condividere le proprie emozioni o a vivere, ad esprimersi in maniera come farebbe per esempio una donna. Quindi qua già ci viene un po' da pensare come mai abbiamo così tanti uomini che ci chiamano, più uomini che donne. Nel WhatsApp Amico invece si rivolgono più donne che uomini, forse sono proprio le questioni di comunicazione. Possiamo fare anche un esempio. Se io cerco su Google sono un uomo in difficoltà, la prima voce che viene fuori è Telefono Amico, chiama Telefono Amico e sotto viene fuori tutta una lista di link anche canzonatori a volte. Se invece scrivo sono una donna in difficoltà, ovviamente ho tutta quanta una serie di centri antiviolenza o le amiche del telefono rosa, tutte quante, insomma c'è tutta un'altra struttura per accogliere l'uomo in difficoltà psicologica, in difficoltà emotiva. Se noi vediamo una vignetta di una donna della moglie che batte con il mattarello il marito, facciamo un sorriso, però poi l'uomo che è battuto col mattarello viene a chiamare Telefono Amico. Quindi c'è tanto da pensarci su.
sono un po' combattuto anche poi a parlare di questo, perché rischiamo di sconfinare nelle questioni di genere, che è una cosa che non compete a noi di Telefono Amico. Noi riceviamo tutte quante le telefonate indistintamente, quindi però lei nota che c'è ci sono questo numero proprio importante di persone, uomini, che chiamano, che chiedono aiuto. È già un passo avanti, perché da quello che diceva giustamente Francesco Zanardi qualcosa si è fatto grazie anche a queste associazioni che sono nate, o sbaglio Francesco? Ah sì, queste associazioni io credo siano, sia la mia sia Telefono Amico, sono fondamentali, perché in realtà vanno a colmare delle lacune che lo Stato lascia, e non ci fossimo noi purtroppo tante persone sicuramente non avrebbero o non riuscirebbero ad avere un accesso per vari motivi, ecco. Zanardi, allora si parlava prima di suicidi, una persona abusata, già fragile per se stessa, che magari poi viene anche abusata, può pensare anche al suicidio. Qui ci deve essere veramente un supporto, prima cosa la famiglia, ma se non c'è, dove vai? Ecco, per quello io invito a far conoscere queste associazioni che sono fondamentali, devi aprirti, ma non è facile, non è semplice, anche perché vi vediamo poco, vi sentiamo poco, ecco, c'è poca visibilità, o sbaglio Zanardi? Beh sì, sicuramente, anche perché d'altro canto poi diciamo che anche le denunce che facciamo sia io che il collega poi sono in qualche modo denunce anche di un sistema che non sta funzionando, no? Dove, ripeto, grazie a tantissime associazioni in Italia si riesce a tamponare, grazie a tanti volontari, tante persone che si impegnano in questo, però diciamo forse non dovrebbe essere così, le associazioni dovrebbero essere un appoggio a un qualcosa che lo Stato dà. In realtà lo Stato sta dando delle leggi spesso impraticabili, insomma è tutto molto molto davvero difficoltoso, credo il collega condivida questa cosa, perché purtroppo la vivrà anche lui nel suo quotidiano, ecco. Allora andiamo a vedere questo video che ci ha portato Loris Pederiva, prevenzione suicidio. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Hai problemi veri, come schiaffi, un sacco di problemi. Le tue preoccupazioni ti tolgono il fiato. A volte c'è confusione, troppa. Nessuno capisce come stai, neanche chi sei. Che stanchezza. Ti viene voglia di andartene, di sparire. Ma la tua vita conta. Conta anche per me. Per me. Per me. Per me. Per me. E per me. La tua vita conta per tanti attorno a te. Facci caso. E conta anche per te. Perché è qualcosa di tuo. Qualcosa di prezioso. Che se notti, non torna più. E che cambia, che può sempre cambiare. Anche quando sembra che vada tutto storto. La tua vita conta! Bellissimo questo video, complimenti come al solito Pederiva, però io vorrei chiedere anche questo a Pederiva. Io ho avuto un'associazione che aiuta anche i bambini in pediatria e non solo, sono i medici clown, i quali hanno fatto un test ai ragazzi in generale nelle scuole, un semplice bigliettino dove si chiedeva cosa vorresti tu. Indovini cosa hanno scritto quasi tutti i ragazzi? Ascolto. Questa parola magica, ascolto. Tanto è vero che questa coordinatrice o presidente, non mi ricordo, ha detto ci ha fatto molto riflettere, perché sul bigliettino quasi tutti avevano scritto questo. Forse ascoltiamo poco, ci ascoltiamo poco, ci facciamo ascoltare poco, non ci ascoltano per niente. Cosa ci dice, Presidente? E se lo dicono i bambini che sono l'innocenza per definizione, sì, l'ascolto è uno strumento preziosissimo, l'ascolto è il nostro strumento di lavoro come operatori di Telefono Amico, l'ascolto è una cosa che ci piace pensare di poter ricevere, c'è un motivo se abbiamo due orecchie e una sola bocca, dovremmo ascoltare più di quello che diciamo, proviamo a prestare ascolto alle persone. È un periodo
È un periodo un po' particolare, soprattutto dopo la pandemia. Siamo tantissime persone, eppure non ci siamo mai sentiti così soli. Quante volte ci siamo sentiti soli in coda alla posta o in coda dal dottore, eppure pieno di gente. Come mai? Cosa sta succedendo? Qual è il termometro della nostra comunità, della nostra socialità? La solitudine non è sempre una cosa brutta, una cosa perniciosa. La solitudine è il momento di raccoglimento, è il momento di preghiera, è una buona solitudine, ma la solitudine forzata, il bisogno di condividere qualcosa che non è soddisfatto, quello è pericoloso, quello è una cosa che soprattutto la vediamo con i giovani. I giovani hanno tantissima energia, hanno tantissimo bisogno di condividere, di far vedere se stessi, di far vedere il proprio valore, di essere confermati, e raccogliamo tantissime testimonianze di come non poter condividere, soprattutto per i giovani, è pericoloso, è pericolosissimo. Allora andiamo a vedere, visto che parliamo di ascolto, questa intervista che ha fatto Francesco Zanardi a se stesso, e poi la commentiamo e sentiamo che ascolto ha dato a questa intervista. I nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di Chiesa. La Chiesa, diciamo, è una componente di questa problematica. Difendere i preti pedofili, infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti conosciamo, che hanno proprio investito su questo business. La denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva, cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato, dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato. Allora, diciamo che un po' i nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di Chiesa. La Chiesa, diciamo, è una componente di questa problematica, no? Quella che poi in realtà si è organizzata. In realtà la problematica che siamo andati a denunciare nei due testi, rispettivamente all'Unione Europea e alle Nazioni Unite, riguarda un sistema ben più ampio di fondo. La Chiesa, diciamo, ha un aggravante appunto per il fatto che è organizzata e anche per il numero, per il potenziale di vittime, no? Pari alla percentuale, diciamo, della popolazione pedofila, perché purtroppo, come abbiamo visto anche in Francia, i sacerdoti cattolici in Francia sono riusciti ad abusare in media a testa 72 bambini, ed è una cifra davvero enorme, ecco. Ieri c'è stata una comunicazione da parte delle Nazioni Unite sul protocollo che abbiamo mandato, che adesso stiamo capendo, va reindirizzato a un altro protocollo, diciamo, comunque vabbè, verrà rinviato di nuovo oggi. Allora, Zanardi, sono parole molto forti, parole importanti. Noi cominciamo a sapere qualcosa grazie anche a Papa Francesco, bisogna dire la verità. Questo Papa che sta cercando anche di mettere in luce quello che una volta era l'oscurità completa. Prego, Zanardi. Sì, questo assolutamente. Purtroppo bisogna però tener conto che lo sforzo solo del Papa non può bastare.
serve anche lo sforzo dello Stato. Cerchiamo di capirci, in Italia attualmente con le leggi che abbiamo tutti chiedono al Papa che il Papa obblighi i vescovi a fare la denuncia. Benissimo, se domani Papa Francesco obbligasse i vescovi a fare la denuncia, la legge non lo permette, perché in Italia serve la querela di parte, cioè deve sempre andare la vittima, no? Ci sono una serie di meccanismi, ripeto, che purtroppo vanificano sicuramente in Italia, ed è evidente, lo vediamo cosa è accaduto in tutta Europa, ed è accaduto l'esatto opposto di quello che sta accadendo in Italia. Mentre in Italia le vittime, i bambini, la prevenzione subisce un silenzio totale da parte delle istituzioni, negli altri paesi le istituzioni hanno fatto inchieste, hanno insomma isolato i colpevoli, invece qua in Italia questo non accade, no? Quindi diciamo manca la parte proprio fondamentale della prevenzione, perché lasciare un pedofilo a piede libero vuol dire che questo stuprerà dei bambini. Scusa, diciamo, Zanardi, io l'altro giorno ho letto una cosa veramente raccapricciante di questa mamma, perché parliamo sempre di uomini, cominciamo a parlare anche di donne, che abusava del bambino di 4 anni. Per fortunatamente il papà se n'è accorto e l'ha denunciata, ha portato via il bambino. Ma il trauma di questo bambino, noi abbiamo sentito di questo bambino, un altro bambino di 5 anni, che mentre il padre uccideva la figlia, la sorella e la mamma, cercava di uccidere, lui si è nascosto 5 anni dietro il divano, sotto il divano non lo so, e si è salvato. Perciò questo bambino che capisce a 5 anni quello che sta avvenendo. Ecco, questo bambino di 4 anni che vede la mamma che abusa di lui, non sa ancora che è abuso, ma qualcosa rimarrà. Ecco, il trauma, tu che l'hai vissuto, il trauma cosa vuol dire? Beh, il trauma è trovarsi in una situazione che il bambino sicuramente non è in grado di metabolizzare, non trova poi una situazione di tutela, ecco, ripeto, ci sono sempre dei vuoti grossi, pesanti, legislativi. Anche qui in tanti casi basterebbe l'obbligo della denuncia, come c'è in tanti paesi, per fare prevenzione, cioè ti accorgi che il vicino di casa o la situazione in quella famiglia è particolarmente violenta, si comunica alle forze dell'ordine, queste intervengono, verificano e eventualmente agiscono. Purtroppo tutti questi meccanismi, capite, non possono portare altro che a dire: oh, povero bambino, per fortuna si è salvato nascondendosi dietro il divano. Il problema è che nessuno ha fatto prevenzione prima. Allora sentiamo anche cosa dice Lauris Pederiva. Ecco, questi bambini, questi ragazzini, ecco, che qualcuno riesce a chiamare, a chiedere aiuto, perché forse proprio vivendo situazioni tragiche crescono anche più in fretta. Prego. Giustamente quello che diceva Francesco prima, ci troviamo quando operiamo nel campo a raccogliere gli interventi per mitigare le situazioni che sono conseguenza di... Noi raccogliamo problemi esistenziali, malattia psichica o tutte quante queste situazioni che possono essere conseguenza di abusi, conseguenze di situazioni un po' particolari, però è vero, noi lavoriamo sulle conseguenze. Come si fa a lavorare sui sintomi, a evitare che succedano queste cose? Con la prevenzione, con l'educazione. Questo è materiale di discussione che giustamente deve essere anche lasciato in mano a chi è professionista del settore, a chi sa effettivamente quali sarebbero gli strumenti ideali. Certo, sono numeri preoccupanti anche quelli che raccogliamo, le conseguenze che noi raccogliamo, le telefonate per malattia, le telefonate per problematiche suicidarie, per esempio, che scaturiscono da delle condizioni molto particolari. Sono tantissime, non sono tantissime in assoluto nella percentuale delle telefonate che ci arrivano, ma visto che riceviamo migliaia e migliaia di telefonate, sono diverse decine anche le telefonate dei suicidari che ci chiamano, e queste sono tutte quante conseguenze di qualcosa che... E lasciamo pure in mano ai professionisti a fare tutte queste valutazioni e studiare un piano di battaglia per andare a mitigare tutti quanti questi sintomi. Allora Zanardi, è un problema culturale, bisogna entrare più nelle scuole, iniziare a parlare anche a questi bambini, a questi ragazzi. La sessuologia non si insegna più a scuola, diceva una sessuologa mia ospite che ho avuto, invece è molto importante. Questi ragazzi a 13-14 anni pensano di sapere tutto del sesso e non sanno assolutamente niente. Cosa dici, Zanardi?
No, sono pienamente d'accordo, cioè porterebbe a prevenire sicuramente tante problematiche nei ragazzi adolescenti e porterebbe anche i ragazzini più piccoli diciamo a capire quando sono in pericolo, no? Purtroppo, ripeto, mancano, ci siamo resi conto, ed è abbastanza purtroppo evidente, un sacco di questioni che andrebbero a fare prevenzione, come dicevo prima, anche l'obbligo della denuncia. Voi pensate quante volte si parla nella scuola e in tante cose di abusi sessuali, ma i bambini non vengono abusati in classe, no? A scuola avviene l'adescamento. Ora capite che non sta in piedi il fatto che io, collega di un insegnante pedofilo, mi accorgo che questo fa dei regali ai bambini, se li porta a casa quindi ho un dubbio, naturalmente non avrò mai la prova, la certezza che quello sta stuprando un bambino. Certo che è un dubbio tale che bisogna poterlo segnalare, capite? Perché se no, se non si può fare questo, vale a dire aspettiamo che il bambino sia stuprato, sperando che poi lo racconti, vediamo di intervenire. E lo capite che, insomma, voglio dire, anche perché, Zanardi, il pericolo è dietro l'angolo, lo vediamo nel mondo dello sport, lo vediamo nelle scuole, lo vediamo un po' dappertutto, questo nemico con una maschera che fa un approccio veramente, questo bambino ci crede, ma non solo il bambino, noi vediamo anche queste cose orribili verso gli anziani, verso le fragilità. Il problema è questo, come veramente fare prevenzione e aiutare le fragilità, perché è là che colpiscono, loro sanno dove colpire e chi colpire, la persona fragile. Quasi sicuramente è sempre così, o sbaglio, Zanardi? Assolutamente no, anche perché la persona fragile è la più facile da colpire, capite? È una persona, diciamo, forte, dà più filo da torcere, quindi è naturale, diciamo, è quasi naturale che i più fragili siano le vittime, ma appunto, ripeto, le soluzioni ci sono, perché in tanti paesi i segnali che veramente forse queste persone mandano, delle volte sono visibili, devi accorgersi, non dire mi non vo' combattere, il famoso detto che abbiamo qua nel Veneto, ma che può valere non solo per l'Italia, perché qualcuno non vuole vedere o non vuole sentire. Invece è un problema che riguarda tutti. Se vedi che c'è una persona che secondo te è in pericolo, devi assolutamente supportarla. Cosa dice Pederiva? Le persone fragili, le persone indifese, sì, sono le persone che hanno più bisogno di essere anche ascoltate. Quante volte ci mettiamo il cappello dell'assistente sociale quando siamo alla linea del telefono amico? Come diceva anche Francesco prima, sì, alcune persone non hanno idea del se voler denunciare, o sono disorientate o non riescono a capire come comportarsi in certe situazioni. Il nostro compito è proprio quello di ragionare insieme ad alta voce, senza andare a dire quello che devi fare. Ti è successo questo, allora fai così. Ogni persona deve essere libera di decidere, raccogliendo le proprie idee, esplorando le proprie risorse per capire se effettivamente quello che sta succedendo è una situazione che si può risolvere, se è il caso di rivolgersi a qualcuno o se è una cosa che riesco a gestire da solo. Però le persone, soprattutto le persone indifese, ma non solo loro, hanno bisogno sicuramente di essere ascoltate e di questo aiuto a ragionare ad alta voce su quello che sta succedendo. Perché è molto importante anche capire che c'è questo problema, ma soprattutto, anche visto i numeri che avete, anche voi avete bisogno di volontari. Allora andiamo a vedere questo video, Telefono Azzurro, come diventare operatore. Telefono
L'ho ricordato anche Telefono Azzurro per far capire che sono tante le associazioni che stanno cercando di dare un ascolto a queste fragilità, ma aumentano sempre di più e mancano anche i volontari, mancano i giovani. Cosa ci dice Pederiva? E grazie per quello che state facendo. No, è un bellissimo lapsus in realtà anche quello di Telefono Azzurro, perché effettivamente gli amici del Telefono Azzurro sono quelli a cui ci rivolgiamo quando abbiamo delle telefonate di minori sotto i 14 anni. Tutte le telefonate dei minori sotto i 14 anni le dirottiamo al Telefono Azzurro, dove ci sono le strutture e la professionalità per gestire quel tipo di problematiche che ci vengono portate. Il video che avete fatto vedere a me piace tantissimo, perché si vede che Telefono Amico è fatto da persone comuni, è fatto dall'impiegato, dallo studente, dal pensionato, da tutte persone che dedicano il loro tempo alla pari. Quando io chiamo un operatore di Telefono Amico, chiamo un'altra persona che ha molto probabilmente anche gli stessi miei problemi e che può capire quello che gli sto dicendo. Non siamo i professionisti del settore, siamo i volontari formati per accogliere, per dare ascolto e per aiutare le persone che sono in difficoltà emotiva, che hanno bisogno di ragionare un po' ad alta voce, di mitigare una situazione e vedere poi se c'è qualcosa che si può fare insieme, se ci sono delle risorse che una persona può tirar fuori per risolvere i propri problemi. C'è tantissimo bisogno di operatori. Adesso in tutta Italia siamo in 500 e ne servirebbero almeno altri 300 o 400 per far fronte alla mole di lavoro che c'è per dare ascolto alle persone. Ma anche l'importanza che hai detto veramente, Presidente, di quello di fare rete, di fare squadra con altre associazioni. Ecco, finiamola con i campanili e mettiamoci tutti assieme, perché è là che arriva l'aiuto, quando fai rete, quando fai sinergia. O sbaglio? Come ci saluta anche Francesco Zanardo e cosa dice di fare rete assieme ad altri, di mettersi assieme, uno ha bisogno dell'altro, in tutti si cresce e si aiuta. Prego. Assolutamente sì, e dovrebbero fare rete tanti, anche gli italiani, anche le persone più comuni che magari possono aiutare di meno, però sarebbe giusto che anche le associazioni che cercano, diciamo, di dare una mano non rimanessero sole, no? Perché a noi servono operatori per poter dare una mano e al tempo stesso per questo serve davvero anche a livello culturale, a livello sociale un interesse dei cittadini, ecco, che ci aiuti in qualche modo, perché sennò poi anche noi finiamo davvero per rimanere da soli. Grazie, lo salutiamo Francesco Zanardi, fondatore e presidente di Rete L'Abuso. Grazie Francesco di essere stato con noi. Come ci saluta Presidente Pederiva? Vi saluto ricordandovi che in Veneto ci sono ben 5 centri di Telefono Amico, c'è il centro di Treviso ovviamente, ma c'è il centro di Bassano, il centro di Vicenza, il centro di Padova, il centro di Venezia Mestre, c'è tantissimo lavoro da fare, quindi ognuno è benvenuto per venire a provare a fare il corso per diventare operatore di Telefono Amico, che è un corso bellissimo, è un corso che viene erogato in quasi totale gratuità, diciamolo, e tutto quello che facciamo come Telefono Amico è erogato in totale gratuità e è un corso che vale veramente la pena di provare a frequentare. Grazie Presidente, devo salutarla perché abbiamo finito il tempo. Grazie a Loris Pederiva, Presidente Telefono Amico di Treviso, grazie veramente e soprattutto chiamate se avete bisogno, se siete in difficoltà, che qualcuno risponderà. Chiamate i numeri giusti e vi risponderanno. La posta di Mirella.